Buongiorno a tutti, prendo io la parola perché, come ci siamo detti prima con Federico, lui tende a tracimare. Quindi io mi sono preparata il testo scritto, quindi dovrei riuscire a rispettare i tempi. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e rinnoviamo i ringraziamenti agli organizzatori, per averci invitato appunto a coordinare questa sezione e naturalmente salutiamo tutti cordialmente. Per quanto riguarda me, la parte di contributi che introdurrò e commenterò brevemente è quella specificatamente dedicata sul tema dell'archeologia funeraria, a cui sono dedicati una ventina di articoli, di cui circa metà sono proprio specifici sul tema archeologia funeraria, l'altra metà invece sono in realtà inseriti nella presentazione di una sequenza architettonica che verrà commentata più specificatamente da Federico. Dal punto di vista geografico, i contributi, chiamiamoli specifici, sono soprattutto presenti in Italia centrale, mentre in Italia settentrionale e meridionale sono circa la metà, divisi equamente tra Italia settentrionale e Italia meridionale. A parte vanno poi considerati un intervento dedicato al tema delle sepolture merovingie, quindi al di fuori del nostro paese, e un secondo intervento di sintesi sulle caratteristiche delle sepolture basso-medievali nell'intera penisola. Da considerare inoltre l'arco cronologico che possiamo articolare in tre ambiti: Alto Medioevo, V, VI, VIII secolo, e secoli centrali e basso medioevo, quindi IX, XI e XII, XV secolo. Nell'insieme il basso medioevo, che certe volte sfora o addirittura proprio entra a pie pari nell'età moderna, appare certamente più presente con più metà degli interventi. L'Alto Medioevo è presente con 6 interventi, mentre i due lavori sono specificatamente dedicati ai secoli IX-XI. Compaiono inoltre un contributo su un contesto di età tardo-antica, fine seconda metà IV secolo, e un altro ormai nella piena età moderna. Ragionando sulla base di questi blocchi cronologici ci è parso l'approccio più immediato, quindi Alto Medioevo, secoli centrali, Basso Medioevo, e privilegiando appunto nel mio caso gli interventi specificamente dedicati al tema delle sepolture, due contributi sono dedicati in Italia centrale, diciamo, al tema dei Longobardi, dell'età longobarda. Il primo di Forgione Cervelli è dedicato all'area di Amiternum, quindi siamo in Abruzzo, e propone interessanti riflessioni sull'inserimento di una chiesa privata longobarda nell'ambito probabilmente di un preesistente fundus di età romana. Inoltre, incrociando i dati della cultura materiale con le analisi C14 delle sepolture, gli autori propongono, e questo è interessante, che la cronologia dei pezzi di Nosso, di cui tutti abbiamo sentito nominare, generalmente datati al VI e VII secolo, possa invece ben sforare nell'ambito dell'VIII secolo. Interessanti sono inoltre le considerazioni sulla persistenza, ormai in età avanzata, di pratiche funerarie estranee al mondo romano, di cui sono indicatori i pettini e i contenitori ceramici, che gli autori tendono, diciamo, a interpretare come indicatori di potere economico e status sociale, di cui forse vorrebbe anche la pena considerare più che altro un valore come indicatori di un conservatorismo culturale scientemente mantenuto, che oltretutto, almeno su base archeologica, anche questo è uno spunto interessante, nella ritualità funeraria, non solo in questo caso ma anche in altri, si ritrova soprattutto nelle sepolture infantili. Articolato è dal canto suo il contributo di Leone e Ferrara sulla necropoli di Campo della Fiera a Orvieto, in questo caso nel sito di un probabile monastero altomedievale, di cui sono presentati, incrociando anche in questo caso i dati prettamente archeologici con analisi archeometriche, considerazioni sullo status sociale, l'accesso alle risorse alimentari, il tipo di attività pesanti svolte in vita dai defunti, sia uomini che donne, e anche in questo caso il permanere di pratiche funerarie, utilizziamo il termine germaniche, indiziate da un certo tipo di ritualità, ma al contempo facenti ricorso a una cultura materiale ormai romano-bizantino. Sempre centrato sull'Alto Medioevo è l'intervento di Saccheri,
un contributo di taglio eminentemente antropologico che va ad integrare lo studio della necropoli di San Pietro al Natisone, pubblicato ormai nel 2007, ancora nel 2007, da Angela Borzacconi. A parte, almeno per motivi geografici, è l'articolo di Gallucci, dedicato a un progetto di schedatura delle sepolture di area merovingia, quindi non siamo in Italia, attualmente in corso e con un affondo previsto nell'area di Metz, un progetto complesso che tiene conto di vari parametri e di cui probabilmente in un prossimo futuro si vedrà se è possibile e in che modo i risultati e l'approccio è confrontabile, adattabile alla situazione italiana. Inserita invece una sequenza di taglio eminentemente architettonico, per cui l'affondo sui contributi verrà specificatamente fatto da Marazzi, appunto per quanto con una descrizione molto puntuale spesso delle evidenze funerarie, invece la parte dedicata alle sepolture nel contributo su Badia VII di Agresti, Causarano, Crescioli, Birer, Nocera Umbra di Albanesi, la cattedrale di Tusculum di Beolchini, Pettinelli, Russo, Ricci, Barbisan, Canne della Battaglia, che in realtà inizia nel VI secolo ma poi prosegue in età basso medievale da parte di Giuliani, Calderone, Di Benedetto, Nudo e Vigliarolo. Spostandosi nei secoli centrali, ma anche nel basso medioevo, se non addirittura appunto in un caso nell'età moderna, il numero dei contributi aumenta, seppure con angolazioni piuttosto diverse. Nella maggior parte dei casi prevale la descrizione, talora molto puntuale, delle sepolture, intesa come struttura, posizionamento del resto del defunto o dei defunti, eccetera, sia in relazione al contesto in cui si collocano. Spesso inoltre compare, talora in modo preponderante, l'analisi specialistica dei dati antropologici. Tra questi rientrano gli articoli sulla necropoli di Cencelle, di Annoscia, Casagrande del Ferro, San Nicolò dell'Isola a Sestri Levante, di Benente e Molinari e Oria Brindisi di Siena. Ma compaiono anche alcuni contributi rivolti, queste parti, diciamo, questi affondi sulle sepolture, compaiono in contributi rivolti più in generale alle trasformazioni di un complesso architettonico, a cui appunto rimando nuovamente a Federico Marazzi, quali l'abbazia di San Genuario a Vercelli di De Stefanis, il monastero di Sant'Ippolito a Monticchio di Lambusta, il monastero di San Salvatore di Tolla di Mancassola Fornari, l'abbazia di Camaiano di Pagliani, Biondi, Cirelli e l'abbazia di San Leonardo di Siponto di Panzarino ed Apes. Proprio quest'ultimo presenta un approfondimento interessante, almeno dal mio punto di vista, dal momento che propone di individuare in una camera ipogea interna alla chiesa, realizzata tra la fine del XIII e la prima metà del XIV, il luogo di sepoltura dei monaci, la cui disposizione era distinta da quella di altri defunti all'esterno della chiesa. Tematico è invece il contributo di Brunella Bruno, di cui sentiremo la presentazione, dedicato al tema delle donne nei villaggi medievali della Puglia tra XIII e XV secolo, che sulla base della comparazione di 4 siti di area rurale avanza considerazioni di genere, sullo status sociale, sulle relazioni con gli insediamenti di appartenenza, affondi sulla cultura materiale e anche sul tema, peraltro smentito, ma affrontato, dell'infanticidio femminile. Un buon esempio di quali furono le vicende da una prospettiva funeraria delle aree prossime alle cattedrali basso-medievali è quindi offerto dal contributo di Varaldo, Carbone, Agresta e Lavagna sullo scavo della cattedrale di Santa Maria del Castello sul Priamar di Genova, di cui appunto sentiremo la presentazione. Una visione d'insieme, sempre diciamo parlando di basso medioevo, invece dedicata da Curratella nel suo contributo Sepolture e cimiteri basso medievali, in cui si riflette su topografia, tipologia di sepoltura, modalità di deposizione e anche in questo caso c'è un interessante affondo sulle sepolture infantili in cui si ravvisano differenze tra contesti urbani e rurali. Cronologicamente anteriore è invece il contributo interessantissimo, a mio parere, dedicato ad una sepoltura della seconda metà del IV secolo, rinvenuta nel cimitero della villa di Sette Bassi a Roma e quindi in un orizzonte culturale, oltre che cronologico, lontano anni luce da quello che abbiamo
visto finora. Si tratta infatti di un'unica sepoltura con una struttura assolutamente fuori norma dal punto di vista proprio costruttivo, che sembrerebbe essere stata espressione, in un contesto assolutamente privilegiato, una villa imperiale o del prefectus urbi, della venerazione nell'avanzato IV secolo del culto di Traiano. E proprio questo intervento mi dà il destro per collegarmi a un altro contributo, un po' diverso dagli altri, ma che fa intravedere percorsi poco battuti non tanto nell'archeologia funeraria altomedievale, dove da tempo ci si confronta su questi temi, quanto in quella delle epoche successive. Mi riferisco al contributo di Ieraci, dedicato ai filacteria della Calabria bizantina, che nella loro materialità, che è quella che cogliamo con l'archeologia, ci portano molto lontano nell'ambito di quella che possiamo definire la metafisica della salvezza cristiana, un tema evanescente sicuramente, ma che doveva influenzare e non poco le scelte funerarie dei nostri antenati. Un ultimissimo appunto e infine su contributi che esplorano i luoghi di culto attraverso strumenti quali l'epigrafia, la ricostruzione degli arredi liturgici e le meticolose ricerche d'archivio. In questo gruppo rientrano i contributi sull'architettura rupestre di Cacciaguerra e Pavone sulla Sicilia sudorientale e di Cugno e dell'Aquila sulla chiesa dei Santi Andrea e Procopio a Monopoli. Di Ebanista e Laudonia sulla suppellettile liturgica altomedievale di Sorrento, sulle materie prime, tecnica esecutiva S'Ambrogio Montecorvino di Lambert e sulla documentazione d'archivio gradense di Lanzetta e sulla chiesa di Sant'Antonio di Arixi di Soddi. Infine, direi che per quanto riguarda, ripeto, sono molto succinta, l'archeologia funeraria, possono essere avanzate alcune considerazioni generali, anche piuttosto banali a dire il vero, ma che insomma vanno fatte. Come giustamente riflesso dal nome che gli organizzatori hanno dato alla sezione quinta, di fatto l'archeologia funeraria nel Medioevo italiano, fatta eccezione per le popolazioni germaniche delle primissime fasi immigrate che comunque in questi atti, in questi preprint non sono presenti, l'archeologia funeraria è indissolubilmente legata ai luoghi di culto, fossero questi privati o comunitari. È una banalità, ma insomma è l'evidenza. Il basso medioevo, ma anche il IX, X, XI, costituiscono invece la nuova frontiera delle ricerche sul tema, non tanto per i contesti che, come abbiamo visto in questa sede, sono numerosi. 9 volte su 10, quando si scava una chiesa, si trovano anche le aree necropolari, quanto per l'approccio. In linea di massima, seppure con significative eccezioni, i contesti funerari basso-medievali sono infatti affrontati in modo descrittivo, ma non vengono più di tanto interpretati in relazione al centro di riferimento, chiesa, insediamento e alle strutture sociali ed economiche di cui sono espressione. Gli strumenti ci sarebbero, ma mettere tutto insieme non è certo una cosa facile, anche perché implica un certo cambio di prospettiva da parte nostra, che non siamo abituati, parlo almeno da chi ha 40 anni in su, a considerare interessanti i cimiteri basso-medievali, che preferiamo lasciare quasi tout court agli antropologi che fanno il loro lavoro, ma non il nostro, il cui fine ultimo è produrre riflessioni di tipo storiografico. Questo credo sia un dato di fatto. Per questo, ripeto, è una nuova frontiera che potrebbe portarci veramente molto lontano. Dal canto suo, invece, l'Alto Medioevo, per quanto poco rappresentato in questa occasione, ha fatto grandi passi. E lo studio delle necropoli, così come lo dimostrano gli articoli di Forgione Cervelli e Leone Ferrara, pur con tutti i buchi che possiamo anche riscontrare, si è nei decenni caricato di una pluralità di significati, applicazioni, interpretazioni che 30 anni fa erano impensabili a livello così diffuso nella nostra penisola, implicando, come molti sanno, anche discussioni accanite, litigi, accapigliamenti vari e posizioni contrastanti, ovvio. Discussioni e posizioni contrastanti di cui tuttavia, e non è un caso, non esiste traccia nelle epoche posteriori. Ognuno può dire quello che gli pare quasi, no? Diciamo dalla fine dell'età longobarda in poi che nel bene o nel male costituisce un vero e proprio spartiacque
nell'archeologia funeraria italiana. Sono già alle conclusioni, alla fine, ma concludo con un ultimo aspetto che secondo me è interessante, che è trasversale a buona parte degli interventi e che mi pare appunto in modo più o meno consapevole emerso in particolare da alcune relazioni. Mi riferisco alla dimensione sociale, ma soprattutto alla dimensione che noi possiamo collegare a quello che è il trascendente. Cioè, ricordiamoci che stiamo parlando di sepolture, del mondo della morte. E per questo ricordo nuovamente il contributo di Ieraci, che io ho particolarmente apprezzato, ovvero un aspetto del tutto immateriale, indissolubilmente legato alla morte di chi non c'è più e al dolore di chi resta, che a seconda delle epoche e dei contesti si è esplicitato in forme di scaramanzia, superstizione, infine devozione, mediate però, e questo è importantissimo, da modelli sociali ed economici che varrebbe assolutamente la pena indagare e che possiamo cogliere nelle croci pettorali, nei rosari, nel formulario delle epigrafi, nella scelta di un certo tipo di edilizia funeraria e così via. Allora, con questo passo la parola a Federico. Sì, contento. Sono delicato nella mia vanità. Allora, intanto buonasera e grazie naturalmente a Simonetta e Angela per questa bella accoglienza che ci state regalando. Addirittura ci avete portato il bel tempo, quindi avete fatto veramente sforzi notevolissimi, insomma, quindi dobbiamo ringraziare. Sono molto lieto di aver avuto la possibilità di esaminare questo cospicuo numero di contributi insieme ad Elisa, che ringrazio anche, abbiamo fatto, penso, un lavoro molto, diciamo, di anche scambio di opinioni e inevitabilmente questo ha portato a delle sovrapposizioni perché ovviamente i confini, diciamo così, semantici e di impostazione degli interventi non sono tracciabili in maniera troppo netta. In alcuni casi ovviamente le tematiche si sovrappongono e quindi noi ci siamo, per così dire, spartiti gli argomenti, ma con inevitabili sconfinamenti, ma direi impossibile che ciò non fosse. Per quello che mi riguarda, io ho avuto il piacere di approfondire soprattutto 24 interventi che si suddividono in 4 tematiche principali. Anche qui le perimetrazioni sono inevitabilmente soggette a qualche elemento di contraddittorietà, ma insomma più o meno vale questo criterio, e cioè alcuni interventi che hanno avuto per oggetto edifici, aree, complessi di tipo monastico, altri che invece hanno avuto la caratteristica di incentrarsi su nuclei cattedrali, quindi su complessi legati alla presenza di una autorità vescovile, una presenza che non necessariamente è attiva durante tutto il periodo di esistenza del sito preso in esame, cioè ci sono sedi ovviamente che scompaiono, che riprendono, e questo sappiamo che fa parte della realtà, e così al contrario c'è un gruppo di interventi che si occupa di altre chiese urbane e rurali, con anche qui la postilla che in alcuni casi queste chiese possono aver avuto poi dei momenti magari anche di incardinamento di un'autorità vescovile. Infine c'è un ultimo gruppo che riguarda materiali e tecniche per l'architettura sacra, quindi un gruppo che si occupa di archeologia degli elevati, di diagnostica, e che comprende quindi tutta una serie di analisi soprattutto sulla materialità degli edifici e ovviamente con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Essendo che la descrizione singola di tutti quanti gli interventi, ai quali ovviamente nel loro insieme mi sono accostato col massimo rispetto, perché si è trattato sempre di lavori fatti con grande, diciamo, professionalità, con grande scrupolo, acribia, e quindi non intendo ovviamente fare una classifica assoluta tra gli interventi, però diciamo che essendomi diciamo, accostato all'insieme di questi interventi ho dovuto inevitabilmente fare anche qualche valutazione, diciamo, rispetto a ciò che questi interventi stessi mi hanno comunicato, ciò che mi hanno in qualche modo trasmesso.
E devo dire, in un caso, e questo lo pongo come tema di riflessione all'organizzazione del futuro congresso di archeologia medievale, questo è un problema che non è che si è verificato solo ora, ma secondo me è un po' insito nella formula che noi abbiamo deciso, dico noi perché fu stabilita in tempi in cui ero nel direttivo della società, che è quella di permettere una partecipazione ovviamente aperta a tutti i soci con qualsiasi tipo di contributo, però ha partorito, secondo me, un problema che è un po', diciamo, ricorrente, un po' troppo ricorrente, secondo me, e cioè il fatto che vi siano diversi contributi che sono troppo descrittivi, cioè fondamentalmente contributi che sì, estrinsecano una capacità di analisi del dato archeologico, ma che poi, come si dice, non quagliano, cioè non ti raccontano una visione di quello che è stato analizzato. E questo, devo dire, va bene per la rubrica che meritoriamente ed eroicamente da tanti anni Sergio Nepoti cura, per esempio, per archeologia medievale, ma forse in un congresso di archeologia medievale andrebbe stimolata un indirizzo più fortemente problematico, perché credo che i congressi debbano anche rispecchiare l'andamento della disciplina nel corso del tempo, quindi è ovvio che su questo forse c'è qualche cosa da dire. Una seconda cosa che mi permetto di rilevare è che, soprattutto per un ambito tematico come quello che mi è stato affidato, c'è un problema che un po' da tempo avverto che aleggia, diciamo, nell'approccio, nella configurazione della nostra disciplina. Partiamo da un tempo in cui era quasi bestemmia occuparsi di elementi cristiani all'interno dell'archeologia medievale. Siamo partiti da impostazioni molto fortemente negative rispetto all'interesse per queste tematiche, per poi approdare ovviamente alla presa d'atto molto semplice che, per quanto potessimo avere noi delle impostazioni ideologiche e concettuali di un certo tipo, il Medioevo è, fino a prova contraria, un tempo in cui la cristianizzazione della società è integrale, è radicata, è connaturata con la stessa, diciamo, identità di questi secoli, e che quindi di questo ovviamente non si può evitare di parlare. Ma penso che ci sia un problema in questo periodo di mancanza di dialogo con gli storici dell'arte, cioè credo che quel momento in cui noi ci avviciniamo all'analisi dei manufatti, ovviamente, che sono contenitori anche di elementi che vengono normalmente analizzati in sede storico-artistica, sia necessaria sempre e comunque possibilmente nella maggior parte dei casi una attivazione di un dialogo forte con chi fa storia dell'arte, perché altrimenti loro continuano a viaggiare su, ovviamente, parametri che sono spesso confinati a mere valutazioni di carattere estetizzante, tipologico, il panneggio, l'incarnato, insomma lo sappiamo, no? Però noi pure rischiamo poi di diventare aridi nell'affrontare, diciamo, la lettura. L'ho appena detto adesso Elisa, io ho molto apprezzato questa sua considerazione rispetto alle componenti emozionali, ovviamente, che certe cose erano chiamate a trasmettere, certi simboli, certe rappresentazioni, e questo secondo me deve essere considerato nel momento in cui noi ci approcciamo a edifici che hanno a che fare con il culto, che hanno a che fare con la sfera del trascendente, e questo ovviamente secondo me si può giovare di una maggiore umiltà da parte nostra e degli storici dell'arte nell'accettare un dialogo più strutturale. Da un po' di tempo ho la sensazione che questa cosa sia leggermente regredita, ma insomma non è che è colpa nostra, è colpa del fatto che uno tende, come dire, ovviamente un po' a rimanere sul proprio terreno e a non, diciamo, mettersi in discussione in questo senso. Però penso che potrebbe essere di grande giovamento per la fertilità, diciamo, delle ricerche. Che cosa emerge, diciamo, tra i vari tipi di interventi e le varie tematiche che i medesimi hanno affrontato? Cerco anche qui di estrapolare delle costanti tematiche, o perlomeno delle prevalenze tematiche che io ho avvertito nei gruppi che ho ricordato prima. Ometto in questo caso il quarto, cioè quello che riguarda gli aspetti, diciamo, di carattere più prettamente diagnostico e di studio materiale, perché ovviamente in questo caso questi interventi si giustificano da sé per la necessità di acquisire dati soprattutto, mentre invece gli altri tre, cioè quelli che riguardano i monasteri, le chiese cattedrali e gli ambiti cultuali non cattedrali, possono prestarsi meglio a delle riflessioni su
quali sono le direzioni che queste ricerche hanno voluto rappresentare o a quali si sono volute rivolgere. E fondamentalmente ne ho trovate alcune che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione. Atteso, devo dire, ma qui ci metto del mio in questo, diciamo, sentimento, che una leggera delusione l'ho provata leggendo gli interventi che sono stati incentrati su monasteri, ma magari anche quelli che ho presentato io hanno lo stesso difetto, quindi mi metto per primo in discussione, e cioè il fatto che effettivamente spesso e volentieri questi interventi, che sono, ripeto, tutti ultimamente eseguiti, hanno faticato a trasmettere o a incidere sul tema, diciamo, della discussione della forma degli insediamenti monastici. E questo non perché, ripeto, siano stati fatti male, perché le opportunità e le condizioni di intervento non hanno permesso di incidere sulla macro dimensione degli insediamenti monastici e quindi ovviamente hanno reso un po' più diciamo afasici sotto questo profilo questi interventi stessi, ma ripeto è difficile e questo dipende dalla necessità purtroppo spesso e volentieri di guardare su ampia scala questi insediamenti per poter trarre delle informazioni da questo punto di vista. Quindi non è una colpa di chi ha lavorato, ma è una colpa delle condizioni in cui ha potuto lavorare, che spesso e volentieri dipendono da fattori economici, organizzativi, temporali. Ma diciamo, ecco, questo tema l'ho avvertito un pochino e lo comunico tal quale l'ho avvertito. Però ci sono dei temi interessanti che io ho trovato attraverso la lettura di questo gruppo di interventi, e cioè il tema della sovrapposizione degli insediamenti monastici su fasi abitative anteriori, probabilmente non monastiche. Questo tema emerge dagli interventi di Mancassola, quelli che sono a più nomi, ne cito uno solo, mi perdoneranno gli altri autori se non li cito, ma implicitamente lo sono, ovviamente. Quindi quelli di Mancassola e Causarano, quindi Badia VII specificamente, e per quello che riguarda invece Mancassola San Salvatore di Tolla, dove appunto è stata evidente la presa d'atto, il riconoscimento di fasi anteriori altomedievali che non probabilmente corrispondono anche a un tema, a un tipo di insediamento di natura monastica. Quindi questo è molto interessante, è un tema forte che indubbiamente ho rilevato emergere con chiarezza dalla presentazione che questi colleghi hanno fatto. E poi un altro tema che invece è emerso soprattutto nei contributi di De Stefanis e Lambusta, cioè quello dei centri monastici come catalizzatori di funzioni di cura d'anime. L'analisi di questi cimiteri, appunto ne ha parlato prima Elisa, ma io ne parlo da un'altra angolatura, l'analisi di questi cimiteri evidenzia in maniera molto chiara che c'è un coinvolgimento delle istituzioni monastiche nella gestione degli spazi della morte nel momento in cui alcuni monasteri, non necessariamente tutti, entrano in campo come soggetti che si occupano della cura d'anime, che spesso e volentieri si collega anche all'esercizio di funzioni signorili dei monasteri sul territorio, quindi la gestione di chiese, di funzioni signorili e paraepiscopali, che non sempre sono esplicitate dal punto di vista normativo, dal punto di vista giuridico, e qua richiamo sempre alla necessità di un grosso contatto invece con i colleghi che si occupano prevalentemente di fonti scritte. Pure lì c'è un po' di asfissia negli ultimi anni nel flusso, diciamo, di informazioni e di contatti reciproci, ma quello che mi interessa appunto sottolineare è il fatto che il comparire di determinate cose, per esempio di un cimitero in cui evidentemente troviamo donne e bambini, se sappiamo che la comunità è maschile, vuol dire che evidenzia due possibilità e che sono tutte e due legate appunto a questo tema che ho appena evidenziato, cioè o i monaci sono entrati a gestire diciamo, la cura d'anime sostanzialmente, quindi raccolgono in un qualche settore dell'area di loro competenza cimiteri che non sono solamente monastici, oppure accade un'altra cosa, che un monastero sta decadendo nella sua originaria conformazione e gli spazi delle necropoli vengono invasi da utilizzi che sono, diciamo, eccentrici rispetto a quella che è l'originaria destinazione di un cimitero alla semplicemente fruizione da parte della comunità. Quindi questo è un punto molto interessante che è emerso in queste relazioni, emerso in maniera direi a volte quasi involontaria, diciamo, in quello che è stato presentato da Eleonora Stefanis è molto ben individuato, diciamo, ma
alcuni altri interventi lo hanno quasi a loro insaputa in certo senso evidenziato, ma il problema c'è ed è molto interessante perché da questo derivano ovviamente tante altre cose che possono essere utili per l'analisi della conformazione, della struttura, dell'articolazione funzionale di un complesso monastico. Infine c'è un ultimo tema che è quello del rapporto fra monasteri e città, soprattutto sulla distribuzione dei monasteri in area suburbana. Di questo tema si sono occupati due interventi, quello di Ebanista su monastero di Sorrento, San Renato mi pare si chiami, e l'altro quello di Cugno sul complesso di Santo Stefano sulla Via Latina. Sono due monasteri che vengono, diciamo, sono due siti che vengono analizzati, uno con una lunga storia di esplorazione archeologica, quello di Santo Stefano sulla Via Latina, e l'altro invece, quello di Ebanista, è una new entry, è un lavoro che Carlo ha fatto ex novo, diciamo, individuando questo monastero nel suburbio di Sorrento, ma anche questo è un aspetto molto interessante perché ha una lunga, anch'esso, tradizione di studi, soprattutto nell'Oriente cristiano, e che secondo me merita di essere preso in considerazione anche per le nostre latitudini con maggiore attenzione, perché appunto non è che non sia stato fatto, ma insomma è un tema molto promettente sempre, tuttora ancora molto diciamo foriero di possibili novità, perché naturalmente riguarda la funzione che questi monasteri hanno collocandosi nel suburbio e le possibili modalità di interazione con la città stessa nelle sue varie fasi. Poi abbiamo il gruppo degli interventi che riguardano i nuclei cattedrali. Se posso fare una classifica, questo è quello che mediamente ha, secondo me, offerto gli interventi più interessanti, cioè più corposi, più succosi proprio dal punto di vista dell'analisi, e anche interventi che hanno esposto e focalizzato una serie di tematiche molto belle, diciamo, che sono, come dire, sempreverdi e che hanno forse anche conosciuto attraverso queste relazioni qualche spunto di novità. Parto da quello che è più esclusivamente incentrato sulla tarda antichità, che è quello di Sacco, e che insieme a quello di Carlo Varaldo un po' parte da questa diciamo, possibile origine tardo-antica del complesso che si esamina, ma quello di Sacco è totalmente incentrata su questa fase, che pone due spunti, loro ne parleranno, lui ne parlerà poi dopo, però voglio dire due cose che mi sono piaciute particolarmente. Uno che è direttamente legato a ciò che il sito suggerisce, cioè il tema della rilettura delle fonti, che in questo caso è proprio stata rovesciata dall'analisi del dato archeologico. Le fonti dicono che la cattedrale di Pesaro viene ricostruita in seguito a dei danni bellici, a delle circostanze di quel tipo. Daniele, non vi dico perché, ma chi ha letto gli atti già lo sa, ha scoperto invece che il motivo è tutt'altro ed è legato ad una riorganizzazione funzionale della città in epoca giustinianea, dopo quindi la fine della guerra gotica. E a questo si collega un altro tema che indirettamente la relazione ha stimolato, che è quello dell'analisi di un fenomeno che è rimasto fino adesso abbastanza in ombra. Mi ricordo, ne parlò in un articolo molto bello l'appena scomparso Mario Pagano, ex sovrintendente di tante regioni, personaggio particolare ma geniale per alcuni versi, che ha toccato alcuni nervi scoperti, in questo caso proprio su quello che sto per dire, cioè il tema del programma di, come dire, refurbishment, diremmo in inglese, di riorganizzazione, di recupero qualitativo dell'Italia dopo la fine della guerra gotica, che è un fenomeno che secondo me è molto rimasto, diciamo così, nell'ombra di una, come dire, damnatio memoriae della situazione genericamente considerata problematica di quegli anni, ma che invece ha alcuni episodi che, cominciando a mettere insieme i puntini, e uno di questi è quello che Daniele ha analizzato nella circostanza, ma anche Ravenna ci offre tanti esempi di questo tipo, potrebbe annoverare per esempio edifici come la rotonda di Sant'Angelo a Perugia e il battistero di Nocera Superiore, ovviamente vicino a Napoli. Quindi parliamo di edifici importantissimi, e questo forse potrebbe collegare una mappa, diciamo, del programma, della velleità quantomeno giustinianea di ridare all'Italia un certo standard anche di riconoscibilità all'interno dell'impero. Un secondo tema è quello che invece è stato soprattutto affrontato da Marinelli sulle tre cattedrali di Puglia, Ruvo, Trani e Bitonto,
ma anche dall'intervento di Giuliani e altri su Canne e quello di Ventura su Grumentum, che è il tema della vivacità in generale, scusate la genericità di questo termine che uso, ma dovrei andare in profondità con una quantità di tempo che non mi è concessa in questa circostanza, della vivacità delle fasi altomedievali dei complessi episcopali, cioè che intendo dire? Noi in Italia siamo molto, molto, molto ovviamente impressionati visivamente ed emotivamente dalla fioritura delle cattedrali in epoca romanica. E questa ovviamente è un'eredità importantissima che ci portiamo sul territorio. Se penso alla Campania, quello che succede anche in piccole sedi come Sessaurunca, Carinola, dove hanno costruite bellissime cattedrali in epoca normanna, questo un po' ha oscurato quello che succede in precedenza. Mentre invece la fortuna che ho avuto di studiare non solo San Vincenzo al Volturno, ma anche Monte Cassino, mi racconta come, per esempio, la fase immediatamente antecedente sia stata importantissima e abbia prodotto tutta una serie di esiti di carattere stilistico anche delle chiese, funzionale, dimensionale, cantieri, investimenti e quant'altro. Ecco, questi interventi che ho citato ci ricordano che questo è un elemento da tenere molto ben presente, che è parte integrante di una evoluzione dei complessi cattedrali che non conosce necessariamente nei secoli del Medioevo, dell'Alto Medioevo, una stasi, una pausa, un vivere di rendita rispetto a ciò che è stato impostato in epoca tardoantica, ma al contrario sta rivelando tutta una serie di diciamo, episodi di grande interesse. Questi interventi, secondo me, lo rivelano in maniera molto chiara. Così come molto, molto, molto interessanti sono i due interventi di Beolchini ed altri su Tusculum, sul possibile complesso cattedrale di Tusculum, e quello di Ricchiuti sulla collegiata di Cencelle. Sono due bellissimi interventi, veramente belli, perché raccontano in maniera estremamente rigorosa il dato archeologico e analizzano il posizionamento e la funzione di questi edifici in rapporto al quadro geopolitico di cui essi fanno parte, e in particolare proprio rispetto a questa fase di tardo X-XI secolo in cui noi ci troviamo all'ombra ovviamente poi di una fioritura romanica di questi due siti che sono ben conosciute, queste fasi più tarde, ci troviamo però di fronte alla elaborazione di linguaggi che dal punto di vista organizzativo delle chiese, del loro posizionamento, della loro forma, è appunto ancora poco esplorato, proprio per i motivi che dicevo prima. Quindi questi due interventi sono, secondo me, stati estremamente stimolanti, molto ben costruiti da parte di equipe di lavoro che sanno tenere sotto controllo le varie componenti che è necessario, diciamo, gestire quando si parla di un insediamento di quel tipo lì. Sto arrivando alla fine e quindi non vi attedierò ancora a lungo per quello che riguarda le chiese non cattedrali. Allora, ho trovato anche qui molto interessante una coppia di interventi, che è quello dove partecipa Gianpietro Brogiolo, Alessandra Ciavarria e altri del gruppo su Castelseprio, e quello di Albanesi su una chiesa a doppia abside del territorio di Nocera Umbra. Non entro in questo caso sull'analisi formale degli edifici, che pure presenta aspetti di grande interesse, quanto sulla possibile suggestione, ma molto importante, che entrambi questi interventi propongono, sulle chiese come naturalmente elementi rivelatori delle trasformazioni degli equilibri di potere all'interno del territorio in epoca longobarda nel momento in cui avanza il riconoscimento e l'autoriconoscimento ufficiale dei Longobardi in quanto cristiani. Se è vero quello che è stato rilevato a Castelseprio, cioè che c'è uno shift tra la dimora del Gastaldo in una sua prima fase e il suo spostamento, e se io ho capito bene, naturalmente, se ho sbagliato mi corrigerete, quello che riguarda appunto questa scoperta, secondo me è molto interessante, perché è proprio una riorganizzazione consapevole dell'assetto urbanistico dell'insediamento, così come la topografia dei cimiteri, non di un posto qualsiasi, ma di Nocera Umbra, che tutti sappiamo quanto conti nella nostra geografia mentale riguardo all'insediamento longobardo, rivela attraverso questa indagine di Albanesi appunto una trasformazione che è legata proprio alla impostazione dei cimiteri longobardi, di popolazioni longobarde in quanto cimiteri cristianizzati ufficialmente in tutto e per tutto. Infine, per quello che riguarda l'intervento di Pagliani, Biondi e Cirelli, che pure in questo caso parleranno poi autonomamente di quanto hanno trovato,
trovo che c'è un tema estremamente interessante che questo intervento pone, che è quello del problema delle chiese rurali in rapporto alla trasformazione dell'abitato nel corso dell'Alto Medioevo. E uso qui un termine che odio, ma ci vuole proprio in questo caso, cioè la resilienza degli insediamenti plebani rispetto alla evoluzione dell'insediamento nei secoli che vanno dal tardo nono in poi. Sappiamo tutti quello che ciò che questo significa, cioè nel momento in cui si avvia un processo di nucleazione degli insediamenti, resta però, e il caso studiato da Cirelli e Company lo dimostra, resta una vitalità di molte piedi. Che significa? Questo è un po' una mucca nel corridoio, cioè un tema che aleggia da molto tempo, che in alcuni casi è stato affrontato, ma probabilmente richiederebbe un bel convegno come quello che si fece nell'88 a Siena, e cioè perché queste chiese continuano a esistere? Continuano a esistere perché sono un punto di resistenza di una geografia amministrativa, come già ebbe a discutere Cinzio Violante tanti anni fa, di tipo ecclesiastico, che prescinde dalla trasformazione dell'insediamento in direzione di una istituzionalizzazione degli insediamenti nucleati, oppure c'è una necessità di considerare questi insediamenti come rivelatori di una appunto resilienza della maglia aperta dell'abitato, che forse non diciamo teniamo sufficientemente ancora in conto, e che non necessariamente rientra nella dinamica del decastellamento, che è stata ovviamente da tempo presa in considerazione come una fase discendente di quel processo che invece ovviamente chiamiamo come incastellamento. Ecco, questo contributo secondo me è importante soprattutto perché ci obbliga a riflettere su questo. Chiudo ricordando che tra i vari interventi che sono stati presentati nel tema afferente all'analisi architettonico-diagnostica, quindi materica degli edifici, ho trovato particolarmente interessante quello di Simona Pannuzzi, perché Simona non è nuova a questi approfondimenti, ne ha già scritte altre di cose vertenti su questo tema, ma ho trovato, diciamo, importante, anche divertente, se vogliamo sottolineare l'approfondimento che lei ha proposto, perché secondo me è una componente importante della nostra capacità di analizzare l'ambiente, l'atmosfera, la funzione, il clima, se mi permettete, in tutti i sensi, metaforico e fisico, degli edifici e di quelli di culto in particolare, con la considerazione di aspetti come questi, cioè l'uso e la forma e l'organizzazione delle superfici finestrate, perché ovviamente noi sappiamo quanto tutto questo poi abbia un'evoluzione clamorosa nei secoli del basso medioevo, no? L'elemento diciamo aperto delle pareti che comincia a prevalere sull'elemento chiuso in maniera preponderante nel periodo ovviamente che noi chiamiamo quello dell'arte gotica, e che naturalmente ha bisogno però di una serie di puntualizzazioni per quello che riguarda la fase più antica. Ecco, trovo che l'intervento di Simona Pannuzzi abbia riacceso un focus, un faro su questo tema, e quindi ho apprezzato molto il fatto che lo abbia, diciamo, riportato alla nostra attenzione. Ovviamente mi scuso se non ho citato tutti con la stessa attenzione, ma ripeto, ci sono stati alcuni interventi che mi hanno stuzzicato più di altri, e quindi ovviamente su quelli, stanti il tempo, ho ritenuto di dovermi soffermare principalmente. Grazie. Allora, prima di tutto buongiorno a tutti, ringraziamenti alle organizzatrici del convegno, Simonetta Minguzzi e Angela Borzacconi, e ringrazio anche i coordinatori della sezione sui luoghi di culto e archeologia funeraria, appunto Federico Marazzi e Elisa Possenti, per l'invito a presentare un contributo sulle donne nella Puglia medievale. Faccio una premessa: in questi ultimi anni anche in Puglia gli studi storici e iconografici sulle donne hanno fatto notevoli progressi. Conosciamo le condizioni di vita delle donne che occupavano il gradino più alto del potere, sia laico che religioso, le donne di corte, ad esempio, ma anche quelle che sceglievano la vita monastica, comunque sempre provenienti da famiglie aristocratiche.
Un breve accenno a quello che sono i programmi iconografici, la vita come i miracoli delle tante sante raffigurate lungo le pareti delle chiese salentine, ma quello di cui appunto abbiamo pochissime informazioni, quasi nulle, sono le condizioni di vita delle donne comuni, quelle di basso status sociale sia in città che in campagna. Restano largamente sconosciute. Focus di questo contributo sono le prime considerazioni sulle donne comuni. Le donne che vivevano negli villaggi medievali di Quattromacine e Apigliano attraverso i dati provenienti dallo scavo delle aree cimiteriali. Ecco qua i due insediamenti ben noti, sono stati oggetto di numerose pubblicazioni, sono ubicate nell'entroterra della città di Otranto e sono stati indagati a partire dagli inizi degli anni 90 del secolo scorso dal gruppo di archeologia medievale dell'Università del Salento con la direzione scientifica di Porpolato. I due insediamenti sono pressoché coevi. I dati archeologici indicano che furono fondati in età bizantina, probabilmente nel corso dell'VIII secolo, e sembrano essere tramontati alla fine del Medioevo, nel XVI secolo. Qui una slide solo per far vedere appunto le piante dei due insediamenti. Al centro, come riporta la didascalia, c'è il villaggio di Quattromacine, mentre accanto appunto troviamo Apigliano. Partirò da Quattromacine anche perché Quattromacine è il sito su cui stiamo lavorando e probabilmente quello anche diciamo meno noto, meno conosciuto in questi anni, un sito su cui staremo lavorando in vista della pubblicazione finale a partire proprio dalle aree cimiteriali. Questo contributo inoltre prende proprio spunto dal riesame della documentazione riguardante queste due aree. Nel villaggio di Apigliano sono state rinvenute due aree cimiteriali, il cimitero 1, che fu costruito intorno a questo piccolo edificio di culto realizzato in età bizantina, siamo nel X-XI secolo, di rito greco-ortodosso, che in piena età angioina è interamente ristrutturato. In questa fase, nell'area del bema, trova posto una sola sepoltura, singola di un individuo maschio di circa 30-35 anni di età. La domanda è se si tratti appunto del committente della ristrutturazione o un rappresentante del clero, comunque un individuo di un certo peso nell'ambito della comunità. Il cimitero 2 invece si articola intorno a questo edificio di culto, ha due navate terminanti in altrettante absidi, che viene realizzato molto probabilmente tra l'XI e il XII secolo. Siamo in un passaggio fondamentale per la Puglia meridionale nello specifico, quando appunto finisce, si chiude la dominazione dell'impero bizantino e c'è la conquista normanna. Quindi probabilmente questo edificio rientra all'interno di un progetto edilizio proprio del territorio dell'arcidiocesi di Otranto, che nel frattempo è diventata latina dopo appunto la conquista del territorio. Qui faccio vedere in alto il piccolo edificio, quello di età bizantina del cimitero 1, con appunto al centro del bema dove trova posto questa unica sepoltura. All'interno non sono state ritrovate sepolture all'interno della navata e poi due passaggi che fanno vedere alcuni settori del cimitero 1 come del cimitero 2.
Una breve disamina su quelle che sono le sepolture nel villaggio di Quattromacine, sia per quanto riguarda il cimitero 1 che il cimitero 2. Si tratta in gran parte di sepolture realizzate con lastre in pietra e delle fosse ossari, e sulla base dei materiali appunto rivenuti durante le indagini sembrano collocarsi tra il XIII e il XV secolo. Gran parte delle sepolture contenevano più individui di sesso ed età diversi. Presumibilmente si tratta di tombe di famiglia, come sembra suggerire anche il rinvenimento nel cimitero 2 di un'ostra con un'iscrizione in greco e il riferimento ad una sepoltura comune dei membri di una stessa famiglia. Qui invece andiamo ad Apigliano. Ecco, questo è Apigliano è ubicato a 15 chilometri dal villaggio di Quattromacine ed è situato nel territorio oggi noto come la Gricia Salentina, l'area ellenofona della Puglia meridionale. Il polo religioso del villaggio medievale è scandito da questo edificio intitolato, secondo quelli che sono i dati riportati nella visita pastorale degli inizi del Seicento a San Nicola, ed fu realizzato con mattoni in terra cruda e anche in questo caso è un edificio di rito greco ortodosso. A differenza almeno di uno degli edifici del villaggio di Quattromacine, la navata di questo edificio è occupata da sepolture. Qui c'è riportato in questa slide, ho inserito questa immagine appunto di una ricostruzione virtuale della chiesa, con la divisione tra la navata e il bema, ma l'edificio è stato poi realmente, fisicamente realizzato e durante i lavori per la realizzazione del parco appunto di Apigliano. Sotto è un classico strumento liturgico, appunto serviva appunto per uno dei tanti stampi eucaristici ritrovati proprio nel villaggio. Le tombe sono le tombe di Apigliano, ecco qui lo vedete in questa immagine, in questa slide, sono assolutamente nelle modalità costruttive simili a quelle di Quattromacine. Sono tombe a lastre con fosse ossari, con più individui all'interno, anche qui distinti per sesso ed età della morte, il che ci lascia ipotizzare che anche in questo insediamento le tombe fossero ad uso familiare. Qui alcuni esempi delle sepolture, ecco, ritrovate a Quattromacine, oltre alla ricostruzione di Simone Boni, proprio realizzata in occasione della realizzazione del parco archeologico di Apigliano. Mi piaceva l'idea di inserirla sia per mostrare appunto le modalità di sepoltura, ma anche perché all'interno di questa tomba poi, come dire, è stato inserito un individuo femminile, quindi mi piaceva anche molto questa idea. Allora, io passo a quello che è, diciamo, il focus proprio del mio contributo. Questo riguarda appunto la popolazione e la distinzione della popolazione tra individui adulti e non adulti, e poi successivamente tra individui maschi, individui femmine e indeterminati. Per il villaggio di Quattromacine io mi sono, utilizzato i dati antropologici conservati nelle relazioni redatte dal compianto Trevor Anderson, che purtroppo non ha fatto in tempo a vedere
la pubblicazione del suo lavoro, mentre per quanto riguarda Pigliano le analisi sui resti ossei sono state effettuate dal gruppo di ricerca guidato da Todd Fenton dell'Università del Michigan e sono state già parzialmente edite nel volume del 2015. A Quattro Macine sono stati identificati in totale 82 individui, ad Apigliano il numero sale a 186. Sia a Quattro Macine che ad Apigliano la percentuale degli individui adulti si attesta intorno al 43% del campione, con un numero di individui non adulti decisamente molto alta. Vedete, le percentuali sono in entrambi i siti supera il 50% della popolazione. Il dato sull'elevata mortalità infantile nei due villaggi salentini era già emersa nel contributo presentato sempre al Congresso Sami del 2019, che riguardava le sepolture, quindi infantili, nel territorio pugliese. È sicuramente un dato assolutamente importante su cui torneremo a lavorarci. Tornando alla popolazione adulta, a Quattro Macine il 43% della popolazione vede uno squilibrio tra i maschi, sono circa il 57%, rispetto alle femmine ferme a poco oltre il 37%. La stessa tendenza la vediamo anche per quanto riguarda il sito di Apigliano, con il 22,5 qualcosa di maschi rispetto alle femmine che non raggiungono il 17%. A Quattro Macine gli individui non determinati è fermo, quindi gli indeterminati è fermo a poco più del 5%, mentre purtroppo ad Apigliano la percentuale al momento dei non determinati sale al 61, oltre il 61%. Un dato che certamente non è trascurabile e che potrebbe cambiare il rapporto tra i sessi. I resti ossei di Apigliano sono molto mal conservati e uno degli obiettivi è quello di riprendere le analisi sui resti ossei, affiancandoli comunque a nuove analisi di tipo biochimico. Stiamo pensando per esempio a ricavare il sesso degli individui dalla proteina presente nei denti. I dati sulla popolazione dei due villaggi salentini sono stati quindi messi a confronto con quelli del villaggio medievale rupestre di Casarrotto, lontano dal territorio trentino, comunque sempre in Puglia, situato nel territorio della Murgia tarantina ed indagato agli inizi degli anni '80 dall'allora Università di Lecce, sotto la direzione di Cosimo Damiano Fonseca. Qui sono stati identificati a Casarrotto 125 individui. Gli adulti sono oltre il 70% della popolazione sepolta, mentre i non adulti la percentuale è decisamente al di sotto di quella vista per Quattro Macine e Apigliano e al di sotto del 30%. Le analisi antropologiche, anche molto puntuali riguardo a questo sito, furono allora condotti appunto dall'Università di Bari e da appunto Vito Scattarella. In questo sito, a Casarrotto, lo squilibrio tra individui maschi adulti e femmine è alto. I maschi rappresentano più del 70% della popolazione, mentre le femmine si ferma poco oltre il 25%, con un numero di indeterminati fermo al oltre il 3% di poco. I dati da questi primi 3 insediamenti mostrano uno squilibrio tra sessi a sfavore delle femmine, una tendenza già evidenziata in altri contesti funerari medievali, sia in Italia, ricordo le tabelle pubblicate da Irene Bambiera,
come in altri contesti in Inghilterra, e da ultimo si tratta di una pubblicazione molto recente anche per quanto riguarda la Grecia continentale. Il tema sicuramente è ancora molto aperto, quindi ben vengano sempre più siti editi anche e soprattutto per l'Italia meridionale. Scusa, dovresti avviarti alle conclusioni perché il tempo sta per Ok, scadere. allora io vedo appunto, sì, vado molto più veloce e qui invece riferisco a quello che è un altro dato che è emerso rivedendo appunto i dati antropologici. Il primo riguarda la mortalità, chiaramente la mortalità infantile, quello che sono i picchi della mortalità, delle donne, sia a Quattro Macine ma anche a Casarrotto. Il picco della mortalità delle donne e soprattutto in età giovanile, con le femmine, per esempio, ad esempio a Casarrotto la percentuale delle femmine morte tra i 20 e i 30 anni raggiunge il 26%, mentre i maschi il 3%, quindi le donne, gli uomini, i maschi, quindi raggiungevano, il numero di maschi che raggiungeva l'età avanzata è sicuramente più alto. Per quanto riguarda Quattro Macine come Apigliano, le analisi osteologiche non hanno mostrato delle sostanziali differenze tra popolazione maschile e quella femminile. A questo si aggiungono anche le analisi isotopiche effettuate sulle due popolazioni, che non sembrano indicare una sostanziale disparità nella dieta seguita da entrambi i sessi. Noi crediamo che probabilmente una delle cause vada ricercata proprio nei rischi legati alla maternità. Ecco, questo è un rinvenimento fortunato e si tratta di un ostracon che è stato rinvenuto nella città di Otranto negli anni 70 e recentemente pubblicato da Paul e da Roberta Durante, in cui l'iscrizione in greco è stata interpretata come una ricetta medica, magica e liturgica volta alla salvaguardia della salute e del neonato e allo stesso tempo anche della madre. C'è il riferimento all'utilizzo di una pianta medicinale forse molto diffusa nel territorio, il finocchietto selvatico, oltre all'invocazione di un angelo protettore per allontanare i demoni femminili. Chiudo con l'ultima slide in cui il rapporto, ci interessava la relazione tra gli oggetti dell'ornamento e dell'abbigliamento che sono stati già ampiamente discussi facendo le dovute distinzioni tra un abbigliamento maschile e un abbigliamento femminile, ma ci interessava mettere questi dati in relazione all'età degli individui. E qui almeno un primo dato è l'associazione delle cinture tipicamente femminili, le lunghe cinture, quelle con le parti metalliche di fibbie, controplacca e relativi accessori, sono stati ritrovati con indosso a questo individuo. È un individuo di circa 7-9 anni e si tratta dello stesso tipo di cintura, quindi di oggetto dell'abbigliamento, che si trova con assiduità nelle sepolture invece delle femmine adulte. Quindi questo anche per quanto riguarda l'abbigliamento maschile, chiamiamolo così, la presenza di fibbie connesse proprio agli individui adulti maschi, almeno c'è un caso in cui è stato ritrovato associato con invece un individuo infantile tra i 9
9 e 11 anni. Pur con le dovute cautele, e qui chiudo, considerando lo stato sociale degli individui sepolti, ci sembra di poter ipotizzare che la differenziazione nell'abbigliamento tra maschi e femmine cominci a delinearsi intorno a quell'età. Grazie. L'argomento è incentrato sugli scavi della cattedrale, cioè uno dei tanti temi che questo scavo, che rappresenta forse uno dei più importanti realizzati a Roma, in quanto fin dal 1956 l'Ambolia... Dovresti parlare più vicino al microfono perché in sala non riusciamo a sentirti, grazie. Avviò fin dal 1956, per continuare nel 57 e nel 58, in quello che era il sito più significativo, secondo lui, del contesto urbano savonese, all'interno della grande fortezza cinquecentesca genovese, sul colle del Piamar. Infatti si formò il primo insediamento protostorico e poi di lì continuò la vicenda storica della città. Ebbene, gli scavi del 56-58 permisero di mettere in luce alcuni elementi strutturali della chiesa, ma delusero i ricercatori in quanto l'affioramento della roccia del colle limitò molto la presenza di un deposito archeologico. Gli scavi vennero quindi interrotti e solo nel 2007 li abbiamo ripresi nella speranza di individuare settori dove un deposito archeologico fosse più ricco, e così è stato in vari punti di questo complesso religioso. In questa sede parliamo in modo particolare delle testimonianze sepolcrali, cioè del cimitero che si era sviluppato immediatamente all'esterno dell'edificio alto medievale. Gli scavi infatti ci hanno permesso di individuare una chiesa di VIII-IX secolo che era circondata sul davanti e sul lato sinistro da quest'area sepolcrale. L'ampliamento della chiesa, il rifacimento della chiesa in età romanica nell'XI secolo portò all'inglobamento di una parte di questo cimitero però che continuava ancora sul davanti della chiesa, ancora nel basso medioevo e nel tardo medioevo. Nella seconda metà del Trecento un ulteriore ampliamento in facciata della chiesa portò all'inglobamento di una parte del cimitero, mentre gli ultimi resti vennero cancellati nel secondo decennio del Cinquecento, quando nell'età operesca della città venne dato un assetto più definitivo alla piazza antistante alla cattedrale. Lascio a Diego Carbone di illustrare le fasi relative appunto al cimitero e alle sue trasformazioni. Buongiorno, grazie a tutti innanzitutto per l'occasione di poter parlare in questa sede. Spero mi sentiate bene. Allora, Sì. Perfetto, tanto una voce molto potente. Allora, come diceva il professore, con le indagini che sono state riprese, noi abbiamo concentrato l'azione proprio nell'area antistante quella già indagata tra 2007 e 2019, dove, ecco, questa è una breve immagine ricapitolativa dell'avvio delle indagini nell'ottobre del 2023, e per capire dalla traslazione di questo ortofoto generale dello spazio episcopale, noi saremmo andati a trovarci in questa ricostruzione elaborata dall'architetto Venturino e aggiornata nel 2018, grosso modo all'ingresso della cattedrale, nella sua veste oramai gotica, trecentesca, quattrocentesca, quale si presentava secondo le testimonianze erudite scritte, rimaste sia nella descrizione del notaio Ottobono Giordano, siamo ormai nel Cinquecento, quando la cattedrale di lì a una generazione sarebbe stata smantellata per ragioni pratiche, e anche nella descrizione invece del cardinale Luigi d'Aragona, nipote del re di Napoli Ferdinando.
Entrambi relazionano quanto all'immagine di una cattedrale che già gli scavi del 2007-19 e soprattutto quello che abbiamo svolto e stiamo ancora svolgendo per quanto sia in chiusura, hanno voluto certificare quantomeno la corrispondenza. Cosa dobbiamo dire? Mi consentirete essenzialmente giusto due premesse tecniche, tecnico-stratigrafiche, diciamo. Prima premessa, non siamo ancora in fase di post-scavo, per cui abbiamo una lettura generale che posso dire essere veritiera all'80% circa, basata chiaramente sui rapporti fisico-stratigrafici, ma confortata anche già adesso da delle calibrazioni menzio-cronologiche estese a tutte le strutture che sono state esposte e che per correttezza dico essere stata oggetto di un elaborato di specializzazione del dottor Koloshin, socio anche lui dell'Istituto di Studi Liguri, e anche grazie alle datazioni C14, oltre che ai campionamenti delle malte di calce. Seconda premessa, sempre diciamo tecnica, riguarda purtroppo il bias interpretativo che abbiamo dovuto subire con questo scavo, in quanto purtroppo la zona che è stata sottoposta a indagine ha ricevuto diversi danneggiamenti posteriori allo smantellamento delle strutture, ovvero sia a partire dal Settecento nell'ordine lo scavo di una trincea che andava di 10 metri di profondità, che andava a coprire l'estradosso di un passaggio sotterraneo, addirittura i resti di un cannoneggiamento della Royal Navy inglese nel 1745, e poi a seguire, arrivando nel XX secolo, lo scavo di un accesso per un bunker tedesco e una trincea esplorativa piuttosto azzardata che è stata realizzata tra il 25 e il 28 giugno del 58. Ciò premesso, e supportandoci con questo eidotipo facilitato, diciamo, per una comprensione migliore e più agevole, cosa abbiamo scoperto? In un primo momento, e richiamando quindi l'evoluzione menzionata dal professore, abbiamo per la cattedrale primo-romanica, quella che sarebbe stata estesa già alla fine del X secolo col vescovo Bernardo, abbiamo poche strutture, quelle che vedete cerchiate in nero, di cui non è assolutamente agevole fornire una lettura che sia plausibile al momento, perlomeno. Quello che succede invece è che in relazione alla cattedrale pieno-romanica, quindi qui su base menzio-cronologica posso dirvi che siamo precisamente all'incirca metà del 200, tra 1240 e 1280, quello che succede è che nello spazio antistante la cattedrale venga ricavato uno o più recinti cimiteriali che del resto, vedremo tra pochissime slide, sono anche menzionati nella loro parabola evolutiva nei cartolari notarili conservati nell'Archivio di Stato locale di Savona. Di questo cimitero noi abbiamo trovato di fatto solo dei lacerti. Qui vedete le ortofoto dei 3 settori principali interessati, lacerti dovuti al fatto che, come è stato detto poco fa, l'avanzamento della cattedrale, che ormai la cattedrale potremmo dire gotica, ha portato allo smembramento letterale di quello che si trovava lì topograficamente prima. Per cui gran parte delle ossa, secondo la nostra ricostruzione, sono state poi raccolte al momento dello scavo negli ossari che sarebbero stati realizzati dopo. Quindi abbiamo trovato essenzialmente, non sono un antropologo, non mi lancerò in considerazioni avanzate prima dell'ora, ma si tratta di 87 sepolture più altre che vediamo, come è spesso il caso, sparire in sezione, con fenomeni di riduzione a volte duplici, triplici per la stessa sepoltura, che si tratti di semplice fossa
in piena terra o di sepolture in spazio vuoto, in casalinga, fino a quando, ecco, questo è un breve esempio del bias interpretativo dovuto a fenomeni posteriori. Questo simpaticissimo cerchietto riferisce nient'altro della parte sommitale di una palla di cannone che era piovuta nell'area di scavo assieme ad altre 5 nella notte del 21 luglio 1745 e che in tutti i casi hanno centrato in pieno sia gli ossari sia sepolture ancora intatte che sono state letteralmente polverizzate e calcinate. Quello che succede è che siamo sempre nella fase tardoromanica, XIII secolo, inizio XIV, quindi quasi al passaggio con la gotica, probabilmente perché i livelli cimiteriali erano ormai stanchi e congestionati da tutte queste sepolture, si assista a una sopraelevazione delle strutture di recinzione precedenti, nonché a una ricarica di terreno che noi abbiamo potuto stabilire essere stata uguale e pari a poco meno di mezzo metro in tutta l'area indagata sino ad oggi. Parimenti siamo sicuri di un unico progetto edilizio grazie al fatto che tutte le riseghe delle diverse strutture che voi vedete delimitate in nero erano attestate precisamente alla stessa quota. Altro esempio del bias che abbiamo dovuto subire, la trincea esplorativa, chiamiamola così, del 58, che voi vedete profilata da questa lunga freccia nera, ha letteralmente scassato e troncato a metà i 2 livelli cimiteriali che vedete in sezione esposta sullo sfondo dell'immagine, e poi ha sfondato letteralmente anche la struttura di recinzione 200-300esca. Citavo appunto il fatto che di questo cimitero relazionino anche le fonti, per quanto in modo episodico, e è mia opinione personale che probabilmente uno dei grandi attu che ha centrato l'indagine corrente sia proprio aver da un lato corroborato le fonti circa la presenza di questo cimitero antem ecclesiae maioris, sia averle in qualche modo arricchite. Come potete leggere, diciamo, nelle citazioni che ho riportato, molte di questi ripensamenti, ristrutturazioni che costellano un po' l'evoluzione del cimitero fino al XIV secolo, non coincidono di fatto con la ristrutturazione che abbiamo attestato grazie, mi passerete l'espressione desueta, agli archivi della terra. Una ristrutturazione di inizio 300 di cui non c'è assoluta traccia nelle fonti. Quindi questo sicuramente è stato un arricchimento. Dovreste avviarmi alle conclusioni. Sì, manca una slide, guardi. Perfetto. Secondariamente, qualcosa per riempire la vista, ha regalato anche sicuramente all'archeologo, al suo interesse antiquario, qualche elemento di pregio in contesto, questo è molto importante, da una tomba privilegiata, un anello con croce incusa in anello in bronzo, e da una sepoltura di una ragazza, non dirò individuo adulto, subadulto di sesso femminile, una ragazza al di sotto di 19 anni che portava questa pietra dura, un granato rosso, con castone su anello in bronzo. Quello che succede invece, e l'altro grande obiettivo raggiunto da questo scavo, è stato quello di certificare e verificare l'avanzamento, la ristrutturazione radicale della cattedrale in pieno 300, prima della fase roveresca addirittura, con l'avanzamento e l'ampliamento di una campata. Era un'ipotesi che è stata postulata solo su base storico-artistica grazie a questi elementi che in parte sono decontestualizzati e oggi nella cattedrale, quella barocca nel centro città, dove furono traslati al momento della distruzione della cattedrale precedente, e invece nella terza foto vedete un bellissimo capitello massiccio, enorme, in pietra nera,
di foggia gotica che è ancora conservato in giacitura secondaria nelle aree indagate. Erano indizi sparsi che sono stati certificati ancora una volta grazie alla calibrazione menzio-cronologica, nonché alle cronotipologie dei materiali in associazione, dei depositi associati, proprio alla seconda metà del 300. Quindi ancora una volta un goal, un obiettivo centrato dall'indagine che tra l'altro, e qui chiudo con questo inciso, va ad inserirsi in un palinsesto diacronico che anche per la fase tardo-antica o più propriamente altomedievale ha dimostrato come lo spazio episcopale fosse andato a sovrapporsi su un precedente insediamento calibrato grazie al C14 all'età pienamente bizantina. E con questo vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie a tutti, un buongiorno a tutti, grazie professoressa, grazie ai coordinatori di sezione. Vado subito al dunque, cercando di essere rapidissimo. Ok, si vede? Perfetto. Allora, e dunque, 2 chiavi di lettura guidano il presente contributo. La prima richiama l'approccio seguito da Agostino Pertusi nell'edizione del contributo intitolato Sopravvivenze pagane e pietà religiosa nella società bizantina dell'Italia meridionale, in origine edito per gli atti di Calabria bizantina, laddove si evidenziavano i fattori concreti e cogenti che muovevano le comunità calabro-greche nel loro appello ad una vera e propria metafisica della salvezza, al pari degli strumenti adoperati a tale scopo. La seconda invece si ricava direttamente dai contenuti, passatemi il termine, non formali, desumibili dalla lettura delle omelie di San Luca, vescovo di Bova, tra la fine dell'XI secolo e la metà del XII secolo. Se dunque Pertusi sarà il riferimento di metodo, il testo delle omelie ci offrirà il necessario quadro semantico, basato su una duplicità di visioni, quella ufficiale e consono ad un autorevole rappresentante del diritto canonico, quale è Luca, una seconda visione implicita di carattere meramente archeologico e antropologico. La seconda, quindi la visione istituzionale, è certamente recepita dalle geografie calabresi. Esse appunto restituiscono un modello rappresentativo canonico, benché amplificato da un'attitudine della santità monastica alla taumaturgia. La malattia del corpo è qui prevalentemente descritta come manifestazione fisica della corruzione dell'anima, in favore della quale non può che intervenire la vera scienza, sebbene essa possa colpire chiunque in accordo con l'insondabile progetto provvidenziale e rispetto alla quale anche la santità terrena, ad esempio quella di Sabba da Collesano, può risultare non decisiva. La vera sapienza non può che originarsi da un'unica sorgente. Le stesse pratiche mediche risultano insufficienti e inadeguate laddove, come sottolinea la geografo di San Nilo, le ferite inflitte dai demoni, cito, non possono guarirsi dalla mano dell'uomo. L'attitudine taumaturgica del monaco è quindi un'effusione del carisma divino. La santità terrena ne è solo eccezionale strumento di trasmissione, diretta quando l'azione è rivolta immediatamente all'individuo bisognoso di intercessione, indiretta quando è trasferita a più concreti strumenti di guarigione, ad esempio la terra, l'acqua e l'olio, consacrati o santificati insieme ai rispettivi contenitori, a contatto con la santità vivente o rivelata. Nello specifico, l'olio di cui si parla in genere quello benedetto delle lampade, talora cito l'olio benedetto della lampada del santo, benché il suo impiego possa essere inquadrato quale crismale in relazione all'unzione sacramentale o simbolica degli infermi. L'olio della lampada è inoltre utilizzato in occasione di possessioni demoniache, dispensato dal sacerdote esorcista o mescolato insieme al vino. Nel caso di San Nicodemo di Chellerana ci si risolve invece alla recita di un breve formulario. L'elemento che tuttavia garantisce sicura guarigione e che risulta efficace contro ogni possessione è
è il segno venerato e vivificante della croce, variamente adoperato. Nella tradizione agiografica relativa a San Fantino il Vecchio, ma la casistica può tranquillamente ampliarsi, molteplici sono i rimandi allo spazio ecclesiastico come luogo di intercessione e di guarigione, per il motivo principale di custodirvi le reliquie del santo. Il complesso santuariale di San Fantino il Vecchio a Tauriana presso Palmi si offre certamente non solo ad una visione strettamente letteraria, ma fortunatamente anche ad un suo, seppur parziale, dimensionamento fisico. E appunto, secondo la vita e i miracoli, la chiesa, il nartece e il corpo di fabbrica ipogeo costituiscono altrettanti fulcri di stazionamento penitenziale. I primi due, in particolare, sono indicati come i luoghi deputati alla stabulazione notturna degli infermi, talora dediti alla pratica dell'incubazio. Differentemente articolato è l'approccio al tema attraverso la cultura materiale e in particolare attraverso quegli oggetti cui è riconosciuta la precipua funzione filatterica, strumenti tutelari in vita. Tali manufatti risultano decisivi anche in relazione alla configurazione ideale dei destini post mortem dell'anima. E dunque, proprio per rimarcare ulteriormente la distanza tra testo ed oggetto, non si può sottolineare la sostanziale assenza di tali manufatti, quantomeno dalla produzione agiografica italo-greca, forse in coerenza con il divieto assunto da parte della formulazione canonica e dagli scritti patristici. Un accenno se ne ricava appunto, come in questo caso, nella biografia di San Nilo, laddove al simbolo cristiano insito nella massima aura neotestamentaria si associa il carattere profilattico dell'amuleto. La semiotica dell'amuleto si muove nell'ambito dei meccanismi dell'analogia persuasiva, laddove il valore profilattico dell'oggetto è evocato mediante immagine o formula. Esso agisce quindi in formula attiva, quando essere richiamata è la forza neutralizzatrice del male, in forma passiva, quando la neutralizzazione del male avviene mediante l'evocazione dello stesso, ossia conoscendone il nome e la sua azione, o piuttosto in forma strumentale, quando se ne specifica il destinatario, individuo o parte di esso. A tale scopo rimanda sicuramente la tipologia di supporto utilizzato, in primo luogo il metallo. Al piombo in particolare si riconosce, secondo tradizione, una particolare efficacia. E a tale categoria di supporto appartiene tra gli altri una tabella esorcistica proveniente da Reggio Calabria, tradizionalmente riferita al VII-VIII secolo, originariamente arrotolata e forse costruita in una capsa cilindrica, tuttora filologicamente oggetto di lezioni discordanti, ma possibilmente utilizzate per vanificare i Micranon e Ponokefalos. Oltre al metallo, anche i minerali si attribuiscono valenze profilattico-terapeutiche, ben riassunte nel trattato specialistico del vescovo Epifanio, o talora in associazione di iconografie specifiche e coerenti con le proprietà, questa volta iatromagiche, del minerale. Alla steatite, supporto per un amuleto con rappresentazione di San Giorgio Stante, proveniente da Calanna, presso Reggio Calabria, è certamente riconosciuta proprietà filatterica. La steatite simboleggia incorruttibilità e purezza spirituale, attributi del resto della Madre di Dio, e per questo assume valenze potentemente protettive. Nella ricca casistica di iconografie non può mancare la croce a 6 e 8 raggi, talora pomellata, l'aquila o il pentalpo o sigillo di Salomone. Inoltre la protezione personale è demandata alla milizia celeste, mentre per quanto riguarda l'amuleto con San Sisinio, la sua funzione è ben nota ed è direttamente associata alla protezione dei fanciulli e delle partorienti, funzione che forse si accorda anche al medaglione plumbeo di capocolonna. Attraverso l'instrumentum personale, sia esso inquadrabile quale compendio quotidiano, sia esso invece concepito o adattato per il decisivo momento funerario, non di rado occorrono esplicite simbologie richiamanti prospettive edeniche o di resurrezione. Analogamente presenti sono le invocazioni, richiamate nei sui più disparati supporti, non ultimo l'articolato repertorio epigrafico che accorda le diverse azioni emergenti. Lo strumento che tuttavia tra tutti si impone nell'immaginario cristiano non può che essere la croce,
semplice attributo personale quando si configura come mero encolpion, o in aggiunta eulogiei quando associato alla custodia di reliquie o di altro materiale santificato o piuttosto iatrogeno. La santità, insieme ai suoi derivati materiali e antropologici, interviene in maniera efficace nel contesto domestico e privato. Tale attitudine si amplifica se letta in termini politici e di coesione ecumenica. Il ruolo frontaliero della Calabria bizantina si accompagna infatti all'elaborazione di una letteratura storica, insita nella produzione geografica regionale, destinata in definitiva a saldare idealmente, politicamente e militarmente l'intera società calabro-greca al suo centro. Possiamo verificare questo dialogo nella paternità spirituale riconosciuta alla santità italo-greca in favore dell'immunità dell'impero stesso e di converso l'assunzione in provincia di caratteri identitari ecumenicamente riconoscibili. Tra questi, di sicuro una tipologia di santità intercessiva e tutelare appartenente ai poliucoi, che si estende alle forme molteplici del patronato sociale in tempo di guerra e che opera nel contesto di una progettualità teleologica rispetto alla quale lo Stato stesso si muove in quanto entità vivente, composita, ancorché fragile ed esposta alla malattia, ma che globalmente concorre al compimento dei termini escatologici della provvidenza. In prospettiva di uno specifico approfondimento sull'argomento e senza voler dispiegare l'intera casistica, carattere di poliuchia è certamente riconosciuto alla Vergine, che nella biografia di Sannilo interviene in maniera ancorché fisica a protezione della città di Rossano e la cui effigie, tuttora profondamente venerata, è testimonianza forse di un complesso percorso cultuale che pure in chiave provinciale sembra richiamare tratti dell'evoluzione del culto mariano a Costantinopoli, transitando, cioè, vado a chiudere, da culto immateriale, profondamente politico ed ecumenico, in quanto a chiropita, a simbolo localmente identitario, ossia materiale e vero e proprio palladio cittadino. Grazie. Buongiorno a tutti, vorrei innanzitutto unirmi ai ringraziamenti sia agli organizzatori che ai coordinatori di questa sessione per aver selezionato questo contributo e vi porto inoltre i saluti di Andrea Biondi che purtroppo non è potuto essere qui con noi oggi. La pieve di Santa Gerusalemme San Giovanni Battista a Camaiano, nota fin dalle fonti dal 958, si trova nell'attuale territorio di... No, passare qui, se no non si vede. Poi si trova nel territorio di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. Ecco qua, no. E negli ultimi decenni ricognizioni condotte prima dall'Università di Pisa e poi da gruppi di ricerca locali hanno ipotizzato la completa distruzione dell'edificio religioso, tuttavia grazie a... ora non va più avanti. No, freccetta. Ah, ok. Grazie alla scoperta di questa foto satellitare del 2021 si possono riconoscere alcune anomalie corrispondenti alla planimetria dell'edificio religioso. Non mi dilungo oltre su analizzare le altre anomalie, anche perché probabilmente sono di epoca classica, riferibili a strutture pertinenti a un grande complesso fondiario romano. L'edificio doveva avere un aspetto monumentale, era lungo oltre 36 metri e largo circa 16 metri, con 3 navate e una grande terminazione monoabsidata. Della pieve di Camaiano si era persa completamente
la memoria, tant'è che l'ultima menzione risale a questa carta della fine del Settecento, che riprende una carta più antica dove si fa menzione di una serie di elementi del territorio che erano punti di riferimento per l'epoca, tra cui tutta una serie di siti sia castrensi che religiosi, indicati come distrutti. In questo caso si può proprio vedere la dicitura di San Giovanni Battista Camaiano distrutto. Allo stesso tempo, già pochi anni dopo, questo è un estratto del Catasto Leopoldino della prima metà del 1800, si può vedere come non c'è più menzione dell'edificio religioso, l'unica traccia che rimane è la carticella catastale dove insisteva la Pieve. Grazie alla foto satellitare è stato possibile quindi posizionare con esattezza l'edificio religioso e, come si può vedere, la viabilità antica, rimasta in uso tuttavia fino agli inizi dell'Ottocento, doveva passare proprio davanti alla facciata della chiesa. Si tratta di una viabilità molto importante, soprattutto in epoca medievale, ed è anche uno degli elementi che serve a comprendere le dimensioni di questo edificio, perché con l'abbandono progressivo all'inizio dell'Alto Medioevo delle principali arterie stradali romane della zona, questa strada, la cosiddetta Via di Popogna, prende sempre più piede e importanza e serviva a collegare il porto pisano, circa l'attuale zona di Livorno, con Vada e quindi poi con la Val di Cecina e con Volterra. Nel 2023, in seguito quindi proprio alla scoperta della foto satellitare, abbiamo deciso di estendere una serie di ricognizioni a tutta l'area interessata dalla Pieve e da alcune notizie di ritrovamenti nei decenni passati. E per motivi di tempo non mi dilungo oltre, però la cosa interessante è che la maggior parte della concentrazione di materiale medievale fa riferimento proprio a dove ci sono le anomalie corrispondenti alla Pieve, tuttavia ci sono importanti preesistenze di epoca romana imperiale, e poi attraverso lo scavo che abbiamo condotto l'anno successivo abbiamo trovato anche evidenze tardo-repubblicane di I-II secolo a.C. Questo è all'inizio delle operazioni di scavo ciò che rimane della Pieve. Purtroppo l'attività di spoliazione, soprattutto l'attività agricola degli ultimi anni, ha compromesso fortemente il deposito archeologico, tuttavia, come ora vedremo a breve, qualcosa è rimasto. L'area di scavo aperta misura circa 300 metri quadri e si tratta solo di un terzo dell'edificio religioso. Le fondazioni della Pieve erano larghe oltre 1,5 metri, sono a cavo libero, sono costituite da gettate di malta di calce alternate a ciottoli di fiume e spacchi di pietre, mentre invece l'elevato era costituito da elementi in pietra calcarea di colore giallo, cavata a circa 2 chilometri di distanza e finemente lavorati. Tutti questi elementi ci hanno suggerito, insomma, la grande committenza alle spalle, in questo caso il vescovo di Pisa, e soprattutto l'enorme investimento economico di mezzi e di maestranze per costruire appunto un edificio di tale grandezza. Questi sono evidenziati in grigio i tratti delle fondazioni attualmente messe in luce, il resto invece è ancora coperto dalla fossa di spoliazione, che è profonda oltre mezzo metro e riempita appunto da detriti depositati quando, ci ritorneremo in seguito, sul finire del 1500 l'edificio è stato in maniera sistematica demolito.
della fase di vita della pieve, che ancora non vi ho detto, ma poi vedremo anche in seguito meglio con i materiali, si può datare il primo impianto al pieno X secolo. Rimane pochissimo oltre alle poche sepolture individuate. Quello che vedete in celeste è l'unico lacerto di preparazione pavimentale. Si tratta di una gettata di malta differente da quella utilizzata per la costruzione dei perimetrali della pieve, e che viene in un momento successivo, come si può vedere, tagliata per la deposizione di un inumato. Tra l'altro in quella che sembra essere una lacuna nella fondazione tra la navata centrale e la laterale sinistra, una lacuna però già predisposta in fase di cantiere, quindi anche questo sono tutti elementi che denotano una grande attenzione sia in fase progettuale che poi esecutiva. Riguardo alle poche sepolture che menzionavo, sono disposte alcune all'interno dell'edificio, alcune all'esterno. Si tratta per lo più di fosse terranee, a parte un cassone litico, e questa sepoltura all'esterno in substillicidio con un concio degli stessi utilizzati per costruire la pieve come una testata. E questo è il cassone litico con invece queste lastre scistose, che tra l'altro sono materiali non locali, che non si trovano, probabilmente li importano apposta per costruire i cassoni. E la sepoltura che vi menzionavo prima, collocata a cavallo della fondazione tra la navata centrale e quella laterale. Qui purtroppo abbiamo constatato che in tempi abbastanza recenti questa sepoltura è stata manomessa. Come vedete, nell'area del bacino e dell'addome ci sono delle lacune dovute al recupero di oggetti metallici tramite probabilmente metal detector, e quindi probabilmente si ipotizza potesse avere o degli anelli o delle fibre o dei bottoni lungo l'avambraccio. Questa invece è ancora per noi un po' un enigma. Noi stiamo attualmente conducendo delle analisi, sappiamo che non è ceramica, non è metallo, non sembra pietra. Questa sepoltura, che si localizza al centro della navata centrale, presenta al di sopra delle mani, sul petto, questo oggetto. In realtà io qui poi la domanda la rigiro al pubblico, se qualcuno ha idea è ben accetto. Prende questo elemento cilindrico che si è in parte sciolto sul petto. L'ipotesi più plausibile, però ancora non abbiamo le conferme, è che forse possa trattarsi di cera mineralizzata, però ancora è tutto nel campo delle ipotesi. Sicuramente dovrebbe far parte di un rituale particolare in occasione appunto della deposizione dell'inumato. Altro aspetto interessante: nonostante il numero esiguo delle sepolture, 2 di queste non presentavano l'inumato. Probabilmente sono state predisposte e mai utilizzate. Non crediamo che l'inumato sia stato traslato, anche perché non abbiamo trovato neanche un frammento osseo, e sembra quindi appunto che non siano mai state utilizzate. Un altro, sempre considerazione interessante, è l'orientamento. L'orientamento che non è canonico, perché hanno i piedi rivolti verso l'area presbiteriale, e anche le nuove sepolture che attualmente stiamo portando in luce proprio in questi giorni presentano tutte lo stesso orientamento. Non sappiamo se è perché c'è un elemento attrattore attrattivo che attrae appunto la testa, magari o al centro della pieve, oppure all'esterno, magari un battistero, una preesistenza più antica, oppure proprio una sorta di rituale in uso in questa zona. Per quanto riguarda invece l'aspetto dei materiali, sono tutti elementi che ci aiutano a comprendere e a valorizzare maggiormente l'importanza di questo edificio. Un edificio che comunque insisteva su un territorio che tra la fine del X e soprattutto l'XI e il XII secolo era molto importante, e che
era ricco di attività produttive e aveva un'economia molto attiva. Questo lo vediamo anche dai materiali, troviamo importazioni mediterranee, extraregionali, troviamo la cobalto manganese o più tardi l'ispano-moresca, troviamo la graffita arcaica savonese, oltre ovviamente a tutte le produzioni pisane. Il dato numismatico ci viene anche in questo caso di aiuto grazie al ritrovamento di diversi nominali provenienti principalmente dalle città toscane ma anche dal centro della penisola e alcuni nominali del sud Italia, oltre poi questo che vedete in foto sulla destra a questo grosso di Pisa che è proprio un elemento non comune da trovare in scavo e che conferma appunto la circolazione di monetazione anche di taglio importante, non solo monetazione minuta. Come forse avete intuito già dalle foto e dalla presentazione precedente, lo scavo ha permesso di individuare una struttura precedente la pieve. Come dicevo, l'impianto della pieve è probabilmente di pieno X secolo. Questo lo possiamo dire grazie a una serie di materiali che ora vi mostro, databili appunto ai decenni centrali del X secolo, e che sono stati rinvenuti nei livelli che obliterano questa struttura rettangolare costruita con una tecnica muraria differente e che purtroppo ad ora non presenta la terminazione meridionale e che sembra svilupparsi verso il centro dell'edificio religioso. Questa struttura probabilmente è costruita, però ancora bisogna indagare e individuare le fasi di vita nei secoli altomedievali, forse tra il VII e l'VIII secolo, però questo è ancora in fase di ipotesi. Tuttavia, anche se residuali in stratigrafie successive, abbiamo trovato alcuni elementi che ci confermano una importante frequentazione appunto tra il VI e il VII secolo. Qui ad esempio vedete questa fibbia di tipo Siracusa, databile appunto tra il VI e il VII secolo. Inoltre abbiamo trovato ceramica da cucina africana di pieno VI secolo e oltre delle sigillate africane tra la fine del VI e l'inizio del VII secolo. Qui si può diciamo apprezzare l'estensione di questo edificio, che comunque è un edificio che probabilmente aveva un alzato in materiale o deperibile oppure costituito da terra pressata, quindi in realtà ciò che rimane è soltanto la zoccolatura, e questi livelli che noi abbiamo scavato, che obliteravano l'area prima della costruzione della pieve, è forse il risultato appunto del disfacimento dell'alzato di questo edificio. Ma come mai un edificio così monumentale? Sono andato ora molto veloce e ci sono tanti dettagli da considerare, però come mai a un certo punto nel corso del 300 viene all'improvviso abbandonato? Probabilmente la causa principale è da ricercare da una parte nelle sue dimensioni veramente monumentali, dall'altra a ciò che diciamo ha dato il là per questo abbandono è l'epidemia della grande peste nera del pieno 300. Un edificio così grande diventa inutile per un territorio così poco popolato e che nei secoli successivi sappiamo non si ripopolerà più come lo era nel pieno 200. E quindi nonostante rimanga un punto di riferimento per il territorio, e questo è molto importante perché le visite pastorali e alcune relazioni che il vescovo di Pisa durante il 1400 e il 1500 ordina di eseguire per aggiornarsi sullo stato di conservazione di questo edificio, entro la fine del 1500 viene decretato che è troppo che il restauro è troppo costoso e quindi deve essere smantellato.
In questo caso la Misericordia di Pisa decide quindi di smantellare l'edificio per recuperare tutti i materiali e costruire i propri poderi che, come avete visto prima, erano intorno all'area dove insisteva la pieve. E diciamo che la pieve di Camaiano oggi ancora un po' vive all'interno delle facciate di questi poderi, dove si possono apprezzare i conci lavorati, le modanature e all'interno di uno di questi questo elemento decorativo probabilmente anche questo della prima fase della pieve di X secolo, che doveva adornare un capitello o qualche balaustra all'interno dell'edificio religioso. Brevissimi confronti per far capire. C'è più tempo dei confronti. Chiudo. Chiudere. Allora, come doveva apparire? Probabilmente o come San Genesio, che presenta le stesse dimensioni, o come la pieve di Sant'Agata a Scarperia, nel Mugello, che anche quella presenta le stesse dimensioni, e quindi con una copertura a salienti oppure con una copertura con un tetto a capanna. Vi lascio con questa semplice, ma secondo me molto efficace ricostruzione volumetrica, basata appunto sui volumi delle due precedenti pievi. Grazie per l'attenzione. Grazie Simonetta, ringrazio te come organizzatrice del convegno e i coordinatori della sezione per avermi invitato ad approfondire un po' il tema che ho trattato per questo congresso. Per andare avanti, qua, successivo. Qui, Sì, o tocchi Ok. o usi la freccetta in giù. Ok. No, questa. Ah, giusto, sì, più del poi. Allora, le porte godono di maggiore fortuna a livello archeologico rispetto alle finestre, che sono appunto l'argomento che io sto trattando da un po' di anni, grazie al fatto che presso l'Istituto Centrale per il Restauro abbiamo avuto l'occasione di poter realizzare un restauro molto complesso su tutto il gruppo di transiene di finestra in stucco gessoso e lapis specularis della Basilica di Santa Sabina a Roma, ritrovate tra il 1916 e il 1919 da Antonio Muñoz, ritrovati proprio all'interno dei grandi finestroni che erano stati tamponati. Dicevo, le porte appunto godono di una maggiore fortuna perché ci sono varie rappresentazioni in affreschi che le descrivono molto bene. Abbiamo i calchi delle porte in legno di Ercolano e di Oblontis e anche di alcune di Pompei. Abbiamo le porte in pietra delle tombe etrusche e delle tombe dell'Italia meridionale, addirittura ci rappresentano questi due portali in pietra anche dipinti. Abbiamo lo studio di Paolo Tommasini molto, molto recente che studia grazie agli incassi nelle soglie le varie modalità di realizzazione di diverse differenti porte della città di Ostia. Le finestre invece fino ad oggi è stato un argomento che bene o male nessuno ha trattato, sia per quanto riguarda i grandi finestroni che nell'antichità illuminavano le basiliche, i templi romani e tutti i grandi edifici, le terme imperiali, sia le abitazioni, sia quelle più ricche che le insule, diciamo, di minore incidenza economica. Abbiamo però, per esempio, delle pitture pompeiane che ci rappresentano alcune finestre con dei parapetti che risultano molto simili a quelle che sono le lastre di recinzione di giardini o di altri edifici già nell'antichità e che poi arrivano anche in periodo tardo antico e che sono sempre state un po' di difficile datazione per appunto se nell'età imperiale o in periodo tardo antico. Sappiamo che probabilmente in periodo arcaico repubblicano le finestre devono essere nelle abitazioni private
molto piccole e strette, così come rappresentate per esempio su alcuni vasi apuli, come questo di Agrigento, delle feritoie praticamente, dove la luce e l'aria entravano in maniera molto limitata. Abbiamo delle rappresentazioni molto belle al Mar di Positano, di questo affresco che rappresenta nella metà del I secolo d.C. queste belle ante, probabilmente lignee, dipinte in una maniera molto, molto veristica. E anche il rilievo degli Uffizi che è stato ritrovato in realtà a Roma, che rappresenta anche qui delle finestre con ante chiaramente lignee, che devono essere appunto una delle possibilità di chiusura delle finestre nell'antichità. Lo sappiamo in maniera certa, per esempio, dai ritrovamenti di Oplontis e di Pompei, dove anche qui sono state ritrovate, anche oltre alle porte, anche delle finestre, di cui è stato possibile fare il calco, che perciò ci danno la certezza dell'utilizzo delle antelignee per la chiusura delle aperture finestrate. Un'altra tipologia un po' più difficile da definire è quella, per esempio, rappresentata invece in questo rilievo sempre degli Uffizi, ma anche questo ritrovato a Roma a Villa Medici, che per tradizione si ipotizza rappresentare il Sagrario di Vesta al Foro Romano, dove c'è questa chiusura degli interspazi tra il colonnato con queste griglie che potrebbero essere o metalliche o forse, io ipotizzo, anche in stucco. Sempre da Ercolano e Pompei abbiamo i ritrovamenti archeologici più importanti, queste griglie in metallo che si sono perfettamente conservate a causa appunto dell'eruzione, o anche delle transenne in fittili che chiudevano però delle aperture molto, molto piccole, molto limitate come grandezza. Sempre Pompei e Ercolano sono i due siti dove poi noi possiamo anche sapere se questi telai a chiusura delle finestre, che potevano essere anche in legno, perché ne sono stati ritrovati alcuni frammenti, avevano una chiusura degli interstizi dei telai oppure no. In alcuni casi le avevano e al Museo Nazionale di Napoli sono conservati da Pompei queste bellissime lastre di vetro per finestra, ma sappiamo anche, sempre dagli stessi siti, anche della possibilità di utilizzo della specularis, cioè di questo gesso cristallino che si ritrova appunto in cristalli, che grazie al naturale modo di sfaldamento della pietra possono essere utilizzati in maniera molto più semplice e più economica per l'epoca rispetto al vetro per finestre, perché naturalmente si possono utilizzare queste lastrine. Le lastrine non sono di grandezza molto, molto grande per quanto riguarda il gesso cristallino italiano. Il migliore è quello siciliano, ma poi c'è quello famoso della Vena di Brisighella, che è diventato da poco sito UNESCO, e anche la zona toscana aveva delle cave di questo gesso cristallino. I cristalli più belli, più grandi, quelli che potevano arrivare anche a lastrine di più di 30 centimetri e da uno spessore molto limitato di 2 mm, mentre le lastrine italiane arrivano a 4 mm e perciò erano più opache, la luce passava molto meno. Appunto questo lapis specularis più bello in assoluto nel bacino del Mediterraneo è quello di provenienza spagnola, e quello spagnolo si ritrova a Pompei Ercolano, ma invece per altri siti vedremo invece no. E questa è una piantina dove si vedono i luoghi di estrazione appunto della specularis secondo Plinio, e in giallo i rinvenimenti archeologici di Lapis specularis nel bacino del Mediterraneo, e questi studi geologici e sulle cave sono stati portati avanti in questi ultimi anni da Stefano Lulli dell'Università di Modena, che è riuscito grazie delle analisi di due isotopi, lo stronzio e lo zolfo, a determinare tutta la provenienza del Lapis specularis archeologico ritrovato in rinvenimenti archeologici, per il confronto con le analisi fatte sul Lapis specularis di Cava.
E appunto qui Plinio il Vecchio appunto parla di questo materiale, se ne parla poi molto dopo anche nel Digesto, quando si parla di queste specularibus che chiudevano appunto le finestre, e anche nell'editto dei prezzi di Diocleziano si mette in relazione con il vetro, che era appunto più costoso, nominando proprio due tipi di speclari, una di minore qualità e l'altro invece migliore, che era quello sicuramente delle cave spagnole. Andando più avanti nel tempo, abbiamo per fortuna, grazie poi a uno studio di Massimiliano David, sappiamo bene e approfonditamente dei ritrovamenti di due importanti transenne linee di finestra della Basilica di Santa Polina in classe. Purtroppo se ne conserva oggi soltanto una. Che dovevano avere in questo caso invece dei vetri colorati a chiusura degli spazi aperti dei trafori. Un'altra possibilità, appunto in queste epoche più avanzate, perciò periodo tardo-antico, inizi dell'Alto Medioevo, sono anche le grate metalliche, come quella per esempio ritrovata dal Busirivici nella chiesa di Sant'Agnese, insieme anche ad una intera transegna lignea, questa di sinistra, purtroppo entrambe oggi scomparse. Ma in questo stesso periodo, con tutta probabilità, noi, adesso poi vedremo perché, possiamo ipotizzare anche la presenza di queste transenne di impasto diverso con chiusure sicuramente con l'avis specularis. In queste epoche tarda antica alto medievali continuavano sicuramente però ad essere usati anche vediamo nella rappresentazione del mosaico di Sant'Apollinare Nuovo la presenza appunto di queste chiusure nel cosiddetto Palazzo di Teodorico, e una tipologia molto molto particolare, un unicum io credo perché non ne ho trovati altri simili, sono questi grandi sportelloni in pietra che chiudono le finestre della navata destra del Duomo di Torcello, che si può datare all'XI secolo, che più che essere effettivamente però delle chiusure che potevano manovrarsi in continuazione, visto il peso e la difficoltà anche di raggiungerle, forse erano più un qualcosa di decorativo. Abbiamo poi una serie di transenne in pietra che ben sappiamo anche grazie a questi altri studi sulla scultura altomedievale che sono stati fatti, e transenne in pietra, alcune ancora in situ, intere o parzialmente. E qui c'è da fare anche un po' un confronto sempre con le fonti iconografiche che sembrano rappresentarci effettivamente qualcosa di vero, perché questa finestra, quella della famosa dell'isola della Raceli, San Biagio di Mercatello, può ben essere confrontata con le aperture delle cosiddette basiliche, insomma questi edifici che circondano il consesso di Cristo con gli Apostoli nel mosaico della Basilica di Santa Pudenziana. E un'altra tipologia simile a questa è quella di questo frammento di transenna del Foro Romano, di questo edificio davanti al Tempio di Antonino e Faustina, che fino ad oggi nessuno aveva mai notato e che invece può essere messo perfettamente in relazione con questa tipologia. Poi ce ne sono altre a Roma molto, molto famose e interessanti, come quella del Vicus Jugarius o altre che andiamo velocemente avanti anche in altre parti d'Italia, che si conservano ancora in situ. Ma qual è il problema? Che queste transenne di finestra in pietra hanno dei decori che spesso sono motivi a cancellum, e il motivo a cancellum è tipico, come dicevamo prima, delle recinzioni, e in alcuni casi come si fa a capire se queste transenne sono transenne da finestra, perciò lucifere, o sono da recinzione? Nessuno finora ci ha mai pensato, tant'è che queste due grandi transenne di San Giorgio al Velabro sono state attribuite a transenne di finestra. Ora, la grandezza, il peso, secondo me rendono impossibile che fossero utilizzate per questo scopo, ma per di più hanno anche degli incassi laterali che fanno ovviamente capire che sono delle recinzioni presbiteriali. Questa invece più piccola è sicuramente di finestra. L'altra cosa importante che volevo dire, così vado a concludere, è che lo studio attento di questi manufatti
porta anche a capire che a volte le transenne in pietra, che tutti pensiamo che non avessero chiusure degli spazi aperti, dei trafori, invece forse potevano averle, come queste di Pola di Santa Maria Formosa, dove questi incassi dei riquadri traforati fanno pensare appunto che vi potessero essere inserite delle cassine o di vetro o di lapis specularis tenute con malta, come nella cattedrale di Bovino le transenne in stucco gessoso conservano appunto parti di lastrine tenute da malta, che però sono quasi invisibili. Per vederle bisogna veramente fare una grande attenzione e un grande studio del manufatto. Questa è l'unica in situ, quella di Santa Prassede a Roma, l'unica rimasta e databile chiaramente a Pasquale I in maniera molto precisa. Questa è una foto di quelle ritrovate da Muñoz a Santa Sabina, e l'ultima cosa che vado a chiudere è l'importanza di aver fatto a Santa Sabina delle analisi al carbonio 14, anche i pali di legno che Muñoz ritrovò, che scompartivano lo spazio dei finestroni, vedete qui nella foto si vedono bene, e questi pali di legno lui ne conservò solo alcuni. Alcuni di questi possono essere datati al periodo tardo-antico, perciò possiamo ipotizzare che queste strutture di chiusura delle finestre di Santa Sabina siano attribuibili al periodo tardo-antico. E questo ci fa capire che questa tipologia di manufatto, che aveva una modalità di realizzazione molto veloce, standardizzata, come ha ben ricostruito Giorgia Galanti nello studio appunto che abbiamo fatto insieme, permetteva di realizzare velocemente questi materiali anche ad un costo tutto sommato contenuto, perché lo stesso gesso cristallino che si utilizzava per lo stesso gesso che si utilizzava per fare i telai delle finestre, poi come gesso cristallino nella parte cristallina veniva utilizzata per il lapis specularis. E questo permetteva perciò di chiudere questi grandi finestroni delle basiliche tardo-antiche di Roma, ma anche di altri posti probabilmente in Italia. Questo va tutto un po' ancora studiato e verificato, ma forse noi possiamo ipotizzare che questo tipo di chiusura delle finestre non sia cominciato con le chiese cristiane, ma sia forse una tipologia precedente, visto appunto l'utilizzo che noi vediamo nelle chiese essere ormai un qualcosa di già consolidato, di già ben verificato e ormai diventato di uso comune. Per cui forse questi grandi finestroni delle terme romane, delle basiliche, che non sappiamo perché nessuno ha mai scritto niente su questo argomento, forse si potrebbe ipotizzare che potessero essere chiusi nella stessa modalità delle finestre di Santa Sabina, Santa Balbina, San Giorgio del Velabro, San Lorenzo, perché poi purtroppo lì non ce ne sono. Muñoz e altri che hanno lavorato in queste chiese non hanno conservato questi frammenti, però sappiamo dalle pubblicazioni che sono state fatte che anche in queste altre chiese romane erano state ritrovate le stesse identiche transenne ritrovate a Santa Sabina. Grazie mille. Buon pomeriggio, ringrazio l'Università di Udine, il DIUM, Simonetta Minguzzi, la SAMI, per avermi dato l'opportunità di parteciparvi a questo caso di studio relativo alla Basilica Cattedrale della città di Pesaro, nelle Marche. Il progetto di studio della cattedrale è contenuto in un più ampio progetto chiamato PS Roma 22, Pesaro Romana e Medievale 2022, iniziato nell'anno 2022 attraverso una convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Urbino, la SABAP che è un ente di ricerca cittadino. Quindi 5 enti si sono riuniti per riprendere gli studi di topografia urbana sulla città di Pisauro, che si erano interrotti da un po' di tempo. Fugit irreparabile tempus, quindi in 600 secondi dovrò cercare di spiegarvi una cosa da nulla, perché a un certo punto l'impero romano d'Oriente, le più alte cariche dell'impero romano d'Oriente nella seconda metà del VI secolo si muovono per ricostruire la basilica
della città di Pesaro, una basilica che era nuova perché era stata fondata all'esordio del V secolo, quindi aveva appena 150 anni. Allora, il contesto archeologico della Basilica Cattedrale di Pesaro vede oggi almeno 5 cattedrali sovrapposte, tra cui quella che ancora oggi è officiata. Qui la vedete nella sua facciata poco avvenente della fine del 1200 e nel suo interno ancor meno avvenente, che non vi mostro, della seconda metà del XIX secolo. Ma l'avvenenza sta proprio nella parte archeologica, perché appunto all'interno, poi adesso vedremo scorrendo, e in totale si trovano circa 1600 metri quadri di tappeti musivi tra il V e il VI secolo. Adesso andremo a vedere piano piano un po' nelle basiliche, nella diacronia. Allora, è una cattedrale sul mare. La cattedrale sorge all'esordio del V secolo, sorge accanto alle mura marine della città di Pisaurum, che erano le mura che appunto dividevano la città dal litorale. Oggi il mare si trova rispetto alla cattedrale a circa 500 metri, mentre all'epoca studi geomorfologici hanno potuto valutare che il mare la Falesia si trovava circa a 80 metri dalla cattedrale. Peraltro gli studi geomorfologici sono corretti perché da un recente scavo eseguito presso lo stabile definito ex Bramante è stato proprio rinvenuto un tratto di paleofalesia marina, quindi proprio lì, accanto alla cattedrale dove vedete contesto ex Bramante, quindi il mare arrivava esattamente in quel punto. La cattedrale sorge perfettamente allineata al cardine massimo della città, che è l'attuale via Gioacchino Rossini. Il complesso paleocristiano era abbastanza classico, era costituito da un quadriportico che era anteposto ovviamente alla cattedrale, e la cattedrale aveva 3 navi ed era dotata di battistero ottagono stretto appunto tra la cinta urbica e la cattedrale. Purtroppo non abbiamo dati per questa fase riguardanti l'episcopio, perché non è emerso neanche dalle assistenze archeologiche. E nuovi dati su questa area, su questo areale della città di Pisaurum, sono emersi da dei contesti dove sono in corso sorveglianze in corso d'opera a cura della SAVAP e svolte dalla ditta archeologica Tecne. E i dati sono stati rielaborati grazie alle varie autorizzazioni e a questa convenzione che appunto abbiamo istituito con la SAVAP, sono rielaborati dall'Università di Urbino. E ci siamo resi conto che in questi contesti limitrofi alla cattedrale, a un certo punto, al termine del IV secolo, succede qualcosa, ossia sopra la città romana prendono a depositarsi strati di limi e ghiaie molto spessi che vanno ad alterare l'urbanistica di Pisaurum, l'urbanistica di quei quadranti di Pisaurum vicini alle mura marine. Sono corposi strati di alluvionamento. Sopra questi strati è stata fondata anche la Basilica Cattedrale, perché come vedete nell'immagine di sinistra, questo non si tratta dello strato vergine, quindi del fondo dello scavo, ossia sotto quello non c'è nulla. Sotto quello strato c'è la Pisaurum romana, e quello è uno strato di limo che si è depositato sopra la Pisaurum romana presumibilmente durante il IV secolo, andando ad obliterare le strutture che si trovavano in quel luogo. Al di sopra di un'area che aveva subito problemi di alluvionamento e probabilmente problemi di destrutturazione, e probabilmente quell'area entra nella disponibilità della comunità cristiana di Pisaurum, e nel V secolo fondano in quell'area la cattedrale. Io direi mossa molto molto sbagliata, perché fondare una cattedrale, insomma, all'esordio del V secolo, in un'area che iniziava a patire fenomeni dovuti allo scorrimento libero di acque lungo la città, non ha fatto altro che provocare problemi. Anche all'interno della cattedrale si rinviene lo stesso strato di limi al di sotto del Rudus, che sta alla base del mosaico paleocristiano, queste parti del mosaico di Quinto della nave destra. Quindi una cattedrale che sorge su delle ghiaie e dei limi alluvionali. E
qui ho usato, come dire, ho utilizzato un titolo un po' troppo, diciamo, ad effetto, archeologia della catastrofe. Oggi comincia ad andare un po' di moda, no? Lo studio di questi grandi stravolgimenti che possono aver, come dire, funestato delle città, però funziona, perché molto spesso, come vedremo nel caso di Pesaro, la colpa forse non è delle guerre greco-gotiche, ma il problema è stato climatico. Quindi una cattedrale fondata in un punto dove non doveva essere fondata. Pesaro, peraltro, Pisaurum stava in riva al mare e a fianco aveva due corsi d'acqua che la bordavano, il fiume Pisaurus, oggi fiume Foglia, e qua il rio Genica, che si trovava qui immediatamente al di fuori delle mura. Vado veloce. E la scelta del sito creò problemi perché una basilica fondata all'esordio del V secolo, già tra il V e il VI secolo, ha dei problemi. Ossia si trova interrata rispetto all'accrescimento del cardine massimo cittadino di circa 80 centimetri. Quindi a distanza di circa 100 anni dalla sua fondazione i piani pavimentali della cattedrale si trovano a una quota minore rispetto a una strada, probabilmente in assenza di opere pubbliche funzionanti, ossia di canalizzazioni che riescono a drenare insomma le acque reflue cittadine, e quindi nel quadriportico della cattedrale probabilmente iniziano a entrare acque libere di correre insomma, per la città. E perché il cardine cresce così tanto? Cresce 80 centimetri, quasi un metro in 100 anni. Ce lo siamo chiesti, non possiamo fare un carotaggio perché è pieno di sottoservizi, ma un po' questi strati, questi limi, un po' in naturali strati che si depositano per i processi di trasformazione della città, possono aver creato un accrescimento che ha lasciato la cattedrale interrata di 80 centimetri. Le acque probabilmente hanno preso ad invadere il quadriportico, ma hanno preso ad invadere anche la cattedrale. E per superare intanto questo salto di quota, il quadriportico si è dovuto dotare nei 3 accessi di 3 scalinate monumentali realizzate con elementi di spoglio che hanno permesso di superare e di ovviare al problema del salto di quota rispetto al cardine, ma non hanno ovviato il problema delle acque reflue cittadine che continuavano ad entrare nel quadriportico, arrivando fino al nartece. Vado veloce, vi faccio vedere insomma queste scale monumentali. Ok, e il nartece presenta un tappeto musivo di V secolo fortemente lesionato per una vita di 150 anni. 150 anni di calpestio del nartece, a mio avviso, non giustificano un'usura talmente elevata da dover rappezzare questo mosaico con elementi anche insomma di spoglio inseriti anche in maniera poco consona, tra cui un esemplare bellissimo di capitello di Lesena che oggi si trova, è stato estratto e restaurato, si trova al Museo Diocesano di Pesaro, molto bello. Quindi all'interno della cattedrale della cattedrale di Quinto, si osservano fenomeni dovuti a problematiche probabilmente relative all'ingresso di acqua. Nella seconda metà del VI secolo è l'impero romano d'Oriente che, cessate le guerre greco-gotiche, promuove la riedificazione di una nuova cattedrale. Lo sappiamo per certo perché hanno lasciato la firma. Ossia, la nuova cattedrale è promossa da Giovanni di Vitaliano. Giovanni di Vitaliano era un magister militum proveniente dalla Misia ed ex console che attraverso il grande clipeo dedicatorio della nave centrale, più 2 clipei laterali, per chi non avesse capito, insomma, che è il repetita ium, no? si dice, e ci spiega che con l'ausilio di Dio e della Beata Maria, oggi la cattedrale è dedicata alla Madonna, quindi ha fundamenti construxit, quindi dalle fondamenta costruisce la nuova basilica di Pesaro. Perché c'è Narsete? Può mancare Narsete? No, non può mancare. Questi sono i 3 clipei, al centro quello della nave centrale, ai lati le 2 navi laterali, quelli laterali sono più vicini, ma il testo è lo stesso, tranne una variante a fundamentis construxit e perfecit, insomma c'è questa variante. Ma Raffaella Farioli ha identificato anche in un quarto clipeo che si trova presso l'area sacra, quindi ai piedi del bema, il monogramma di Narsete.
E questa identificazione, insomma, è stata accolta, quindi può essere, insomma, accolta anche secondo me, e sappiamo che Narsete ben conosceva Ioannis, il Magister Militum, perché lo salvò da un assedio goto a Rimini nel 538, quindi mosse a salvare Ioannis, il Magister Militum, a Rimini, e quindi insomma sappiamo che tra i due c'era un rapporto più che di lavoro, diciamo. Questa è la pavimentazione musiva della Basilica Giustinianea, quindi della Basilica Inferiore, durante i lavori di rifacimento per il giubileo del piano di calpestio della cattedrale. E questa è la pianta della Basilica Giustinianea. Era monopsidata. I problemi ambientali continuano. Qui vedete c'è una sezione, qui c'è una sezione dove si vede questo grosso strato, questo spesso strato di limi che si deposita sopra gli strati tardo-antichi di IV secolo, e siamo stati fortunati perché sopra questi di limo abbiamo ritrovato la fabbrica della cattedrale. È stata ritrovata grazie a uno scavo della SABAP all'interno dell'ex seminario che fronteggia la cattedrale, e quindi abbiamo ritrovato tracce della fabbrica della cattedrale sia all'interno della cattedrale stessa, ma anche all'esterno, dove si vede un'area produttiva, un grande forno fusorio per il bronzo con dei forni di riduzione, e in più c'era anche una calcara con dei materiali catastati, insomma, pronti per essere poi rimessi in circolo come malta di calce. Il cantiere si estende all'esterno della basilica, ma si estende anche all'interno, quindi il colpo d'occhio oggi notevole, vedete la doppia pavimentazione della basilica inferiore e quello della basilica superiore. Nel mezzo questa colmata, che non è diciamo, la rasatura delle macerie di una cattedrale crollata durante le guerre greco-gotiche. Abbiamo studiato abbondantemente quella colmata e si tratta di materiale gettato volutamente. Si riconoscono gli scarichi delle secchiate, delle carriole, dei materiali vari anche di butto che sono stati selezionati, non ci sono elementi modanati. In più il crollo di una cattedrale avrebbe fortemente lesionato il mosaico inferiore, che è in buonissimo stato di conservazione. Quindi l'incendio e le macerie rasate, l'ipotesi Evan-Emanciel. Si è sempre detto che la basilica di V secolo fu distrutta dalle guerre greco-gotiche, che quindi tutto quello strato non è altro che uno strato di macerie rasate, per poi sopra riedificare la cattedrale. In realtà quello che è possibile affermare oggi, anche attraverso lo studio della colmata di ciò che la contiene, è che questa cattedrale è stata rialzata nel VI secolo dalle più grandi cariche dell'impero per probabilmente ovviare al problema relativo all'ingresso di acque e al fatto che fosse divenuta seminterrata. Questo lo possiamo attestare abbastanza, insomma, con probabilità, tanto più che è abbastanza palese come chi ricostruì la cattedrale nel VI secolo ebbe la possibilità di osservare i tappeti musivi della cattedrale di Quinto, perché sebbene siano dei motivi ricorrenti, comunque c'è un decoro geometrico a ottagoni che torna perfettamente tra il mosaico inferiore, tra la pavimentazione inferiore e quella superiore, come altri elementi. Qui li vedete a confronto, quindi chi ha realizzato il tappeto superiore aveva ampia facoltà di vedere quello inferiore, quindi insomma la cattedrale non è crollata riempiendosi di macerie. E qui vedete il pavimento inferiore, la colmata, il rudus e la pavimentazione superiore. Ci è voluto lo Stato per rialzare questa cattedrale. Quindi alla luce di nuovi studi è possibile affermare che Vitige nel 535 non distrusse la cattedrale di Pesaro, non ci sono tracce di incendio, le paste vitree del mosaico inferiore non sono lesionate da forti temperature, non si rinvengono sprofondamenti diffusi nelle tessere dovuti al crollo di travature lignee o di elementi lapidei modanati, quindi, ma anzi si rinvengono sul mosaico inferiore tracce di cantiere, buche di palo, accensione di fuochi limitati, quindi insomma l'ipotesi Evan-Emanciel della distruzione può essere, a mio avviso, cassata a questo punto. E quindi il protagonista di questa storia, che ho dovuto sintetizzarvi malamente in 10 minuti, non so, in 15, non sono le guerre greco-gotiche, ma è il clima soprattutto, unito a una
città probabilmente in destrutturazione, dove le infrastrutture pubbliche anche di scolo delle acque probabilmente non erano più funzionanti. Da ultimo, per una situazione risolta dalle più alte cariche dell'Impero d'Oriente, vorrei leggervi questa frase perché è importante. Ovunque, ma soprattutto in Romagna, come nel nord delle Marche, è il caso di Pesaro, è bene prestare attenzione a ciò che insegna la natura, in ogni periodo di cambiamento climatico. Non possiamo più ricorrere all'impero romano d'Oriente, peccato, per porre rimedio a scelte urbanistiche errate. Le alluvioni recenti della Romagna ce l'hanno insegnato. Grazie a tutti per l'attenzione. Esatto, io prima sulla scia di quello che ha detto il collega Sacco, un intervento che credo sia piaciuto molto a tutti, anche se non è proprio la stessa cosa, ci sono delle differenze. La situazione di Pesaro mi ha fatto un po' venire in mente quella di Trento, dove non ci sono state alluvioni perché le mura in età tardo-antica hanno funzionato come una specie di scatola praticamente che ha tenuto all'esterno le fasi di alluvione, per cui noi adesso abbiamo, i nuovi dati lo confermano, le aree funerarie extraurbane romane sono sotto di 7 metri, cioè quindi questo dà l'idea di qual è stata la portata. Contemporaneamente però all'interno delle mura è stata comunque riconosciuta una fase bizantina importantissima, che chiaramente non è stata inframmezzata rispetto, scusate, non è stata preceduta da una fase alluvionale, ma che comunque proprio tra la metà o poco dopo del VI secolo... Perché se no non ti Ah, sentono, scusa. Dovete... Cambiarsi, sì. Ha visto il rifacimento dei piani pavimentali sia della chiesa, funeraria all'esterno delle mura, dove però non sono documentati stati alluvionali, che all'interno, e questo è stato interpretato come un'azione voluta da parte dell'impero bizantino per azzerare la memoria di quella che era una delle città più importanti del Regno Ostrogoto, dove noi appunto abbiamo anche, andando su altri tipi di reperti, ci sono tanti indizi per dire che il radicamento goto in Trentino era molto forte. Quindi diciamo, questa cosa qui è per ribadire il fatto che comunque i bizantini ci sono andati giù duri. Quando sono arrivati, e ci sono tante prove che lo dicono, Trento è un caso, Riva del Garda è un altro caso, sempre in Trentino, le dedicazioni a Santi Cosme e Damiano, insomma, veramente è una fase estremamente importante che solamente in tempi recenti, diciamo, è un po' riemersa nell'attenzione degli studi. Mentre invece, scusate questo intervento, riallacciandomi a quello che hanno detto che hanno presentato sia Brunella Bruno che Giuseppe Ieraci, e volevo sapere se cioè loro giustamente hanno collocato i contesti che hanno presentato all'area, alla fase italo-greca dell'Italia meridionale. Volevo capire, questa ignoranza mia, se in questi stessi territori si comunque riconoscono contestualmente delle presenze che non di quali criteri, e se è possibile stabilire anche dei collegamenti tra l'uno e l'altro. Chissà se sono collegati. Vediamo se sono collegati. Ecco, qualcuno c'è collegato. Allora, la questione di fondo, diciamo, rispetto alla cultura materiale, a me sembra evidenzi, diciamo, una certa coerenza rispetto al retroterra romeo, diciamo. Però c'è, a mio avviso, ed è un tema interessante che io volutamente anche non ho approfondito, lo ha fatto in passato, secondo me con un buon approccio Margherita Corrado, è stato fatto successivamente
insomma, da ulteriori studiosi che si sono occupati dell'argomento, ad esempio il problema delle fibule a scatoletta. Fibule a scatoletta che noi abbiamo sono sicuramente diffuse nell'Italia, in Calabria in particolare. Un esemplare mi sembra sia stato rinvenuto recentemente a Lavello, ma proprio Margherita Corrado allora segnalava come questo tipo di le fibule a scatoletta in particolare avessero una certa diffusione in area balcanica. Ora la questione rimane da un punto di vista, rimane aperto ovviamente dal punto di vista del senso della relazione tra l'area balcanica e la Calabria, fermo restando che già ad esempio una lettera di Gregorio Magno segnala la presenza in Calabria di un vescovo appunto proveniente dall'area balcanica, ma qui ci riferiamo però a settori delle regioni balcaniche un po' più settentrionali. E allora lì ci dobbiamo chiedere quanto ci sia effettivamente di una mobilità che va anche al di là della semplice mobilità per scopo cultuale, e allora si agganci a dinamiche che invece attengono alla gestione complessiva dell'ecumene bizantina. Quindi questo in particolare. Di fondo, per quelle che sono le mie conoscenze sulla cultura materiale in questione, mi sembra che la Calabria bizantina mantenga, io non so se si sente bene, forse c'è qualche difficoltà, mi sembra che la Calabria bizantina sia, diciamo, per lo più uniformemente allineata su quelli che sono i linguaggi culturali del retroterra romeo mediterraneo, sostanzialmente. Ok, grazie mille. No, io quello che devo dire l'ho detto prima. Da parte del pubblico ci sono Sì, interventi. piuttosto quello, casomai, se c'è qualcuno del pubblico che vuole... Maria Luisa? E poi vedo anche la professoressa Misuardi. Devo venire qui. Sì, qui. Comodo. Prego, no, devi venire qui, Maria Luisa. Devi sedere qua perché così ti vedono anche da remoto. Volevo fare semplicemente due osservazioni. Quando è stato detto sulle sepolture nei monasteri. Allora, nei monasteri non si seppelliscono solo i monaci, ma si possono seppellire molte altre persone, e questo dipende. Ora, io siccome non ho letto i testi in relativi che sono presenti nei volumi, perché non li ho ancora visti, in realtà i privilegi pontifici specificano quando chi si può seppellire all'interno, nelle aree del monastero, dipende da situazioni diverse. Ora, io per esempio per Pisa ho visto che a metà XII secolo ci sono 3 accordi tra i canonici del Duomo, perché essendo la cattedrale, la chiesa matrice, e teoricamente le sepolture da avvenire intorno presso la cattedrale, e con 3 monasteri si accordano appunto su le persone che non sono monaci che possono seppellirsi presso i monasteri se con particolari accordi, e sempre che un quarto di quello che si paga per la sepoltura vada ai canonici. E poi volevo invece fare un'altra osservazione sulla presenza delle pievi in campagna. Allora, noi sappiamo benissimo che le pievi inizialmente sorgono, le chiese battesimali più antiche sorgono in aree dove la gente può venire attraverso le strade, eccetera. Poi, con mutamenti, diciamo, nelle aree in cui l'incartellamento è forte, cioè la Maremma che ho studiato io per esempio, che è il territorio senza città, diciamo, i castelli assumono un ruolo importante però la pieve è del vescovo, la pieve rimane sempre fuori dal castello, perché a meno che per qualche ragione può essere un monastero, ecco. E quindi la pieve si avvicina al castello ma rimane fuori. Invece in aree come il Pisano, cioè della pieve di Camaiano, dove la città ha assunto molto presto un controllo del territorio, impedendo che nascono, diciamo, signorie che la contrastino, e le pievi rimangono là dove erano,
che poi decadano alla fine sul finire del Medioevo, sia, non so, cioè mi domando se c'è una diminuzione di popolazione o meno, ma anche perché probabilmente cambiano certi sistemi, diciamo, di abitato, e cioè si preferisce forse la concentrazione all'interno dei centri abitati. Ci sono appunto nella diocesi di Pisa diverse chiese in quest'area, diciamo, occidentale e meridionale della diocesi che decadono perché cambia, diciamo, la popolazione e ci sono anche una decadenza, insomma, probabilmente dell'abitato in quelle aree. Grazie. Silvia? Una piccola chiarimento. Poi volevo chiedere una cosa. Volevo chiedere una cosa, perché ho sentito parlare appunto, questa nella zona dell'Italia meridionale, di chiese greco-ortodosse, ma come si fa a dire che sono greco-ortodosse? Cioè, perché queste evidentemente greco-cattolici, anche perché nell'undicesimo secolo non esistono. D'altra parte, per esempio, qual è l'indicatore? appunto, come si fa a dirlo? Cioè, in realtà, per esempio, si pensa che a Cipro nel 200 la chiesa greca è una chiesa che è legata a Roma, quindi Sì, ma è una mia ignoranza. Sempre a proposito di Pievi, volevo chiedere un chiarimento, se non ho capito male, a, non mi ricordo il nome, comunque la Pieve Cirelli e Company. Ecco. Ho sentito male o a proposito delle sepolture è stato osservato come una stranezza che i defunti avessero i piedi a oriente? È una caratteristica, diciamo che è una cosa che... Ma perché è una caratteristica? Cioè, è normale che... Hanno vari orientamenti, allora non tutti... No, sì, Devi ok. venire qua. Finisco la domanda, no? Scusami. Cioè, all'interno dell'aula, le sepolture di solito, ditemi se sbaglio, sono, a meno che siano privilegiate o comunque che ci sia un motivo contingente, strutturale anche, di solito guardano a est e quindi hanno i piedi a ovest, no? Siccome questa cosa recentemente ho scoperto che, per esempio, fra illustri docenti di liturgia e di storia della Chiesa, questa cosa non l'hanno sempre presente, e oggi ho sentito così, ho detto, ma forse sono io che non capisco. Quelli dentro sono così. Poi ce n'erano delle altre che sono all'esterno della spalla, mi sembra, o all'interno, insomma, che si appoggiano al muro, giusto? Ecco, questa c'è un'altra cosa, però non è strano, cioè è normale che abbiano... I piedi esteri. Ecco, no, era perché potevo anche capire. È sempre aperta. Sono aperto, quindi... Sì, mi permetto di rispondere solo rapidamente, no, era chiaramente nell'esposizione, anche mi è sembrato quasi che si ricalcasse l'idea sul fatto dell'orientamento verso l'abside, cioè della testa opposta all'abside, che è ovviamente rituale, ma il concetto è che nella Chiesa si sono notati diversi orientamenti. Allora ci chiedevamo, quello che diceva Francesco Pagliani poco fa, se esistesse qualche altro elemento all'interno dell'edificio, qualche reliquia, qualche altra struttura, magari un battistero che avesse un'altra forza d'attrazione o che appartenesse a un'altra fase. Ecco, questa è solo un'idea. Dalla prima a già adesso che stiamo scavando ce ne sono altre che ci daranno altre indicazioni e quindi potremo... Ecco, questa era un'osservazione di vari orientamenti, considerando appunto che invece nella chiesa che abbiamo trovato adesso abbiamo praticamente un'unica fase per il momento, quindi sembrava un po' curioso e cercavamo di capire quale fosse il motivo. Tanto che sei lì, chiedo se il consesso qui presente mi conferma la cita dei casi specifici in cui le sepolture invece, per esempio, degli ecclesiastici sono orientate al contrario. Al contrario, sì. Cioè dal presbiterio al... L'idea, per esempio, San Severo di Ravenna ha esattamente queste condizioni, per i monaci è considerata, però immagino ci sono altri che possono dirlo meglio.
Sì, velocissimo perché siamo in ritardo. Comunque il capo rivolto ad est, almeno dal basso medioevo, è una caratteristica appunto degli ecclesiastici ed è documentata da documenti appunto che dal 300 in avanti iniziano a dire così, soprattutto di ambito centroeuropeo, tedesco, austriaco. Quindi in Friuli sono molto diffuse, cioè sono diffuse perché anche in legge le abbiamo trovate di ecclesiastici capovolti, diciamo, con la testa est. Posso? C'era- Ah, sì, sì. Velocemente. Volevo fare un intervento su una richiesta al professore Sacco per il suo intervento. Innanzitutto non posso che apprezzarlo da geoarcheologo perché è raro che si mettano così bene in relazione eventi naturali e fasi insediative e costruttive. Volevo chiedere, visto che è stato richiamato più volte l'aspetto climatico, se su quelle sezioni stratigrafiche e quindi sui limiti sono state fatte delle correlazioni rispetto a delle curve climatiche, diciamo, ad alta frequenza rispetto, diciamo, al periodo costruttivo, quindi anche considerando tutte e cinque le fasi, giusto? Cinque fasi. O quantomeno quelle un po' più vecchie. E quindi o se è il caso, diciamo, di metterle in relazione, magari provando a vedere se ci sono altri casi, anche se non dovesse essere un luogo di culto, che in qualche modo sono rimasti interrati in una fascia che in qualche modo può circoscrivere un evento e quindi dimensionare l'evento in funzione di quella fase climatica che ha avuto incidenze sia lì specificatamente, ma su un settore più ampio che può aver determinato variazioni delle reti viarie, ridefinizione delle geometrie urbane, tutta una serie di elementi. Quindi a livello proprio metodologico, questo penso che sia molto interessante. Invece avevi ancora su quello precedente? Parli con me? Sì. Non so se no, io volevo dire un'altra cosa, ma dopo, casomai, a conclusione, se non ci sono altre domande, se Daniele deve rispondere. No, scusa. No, ci anche. Allora, sì, ringrazio il collega perché tutto lo staff di ricerca si è chiesto la grande domanda, il grande interrogativo che sta alla base è che abbiamo sempre parlato di un peggiorativo climatico spalmandolo sul VI secolo più o meno, come momento, quantomeno in letteratura è sempre stato così. Qui c'è un'anticipazione, perché siamo al termine del quarto, più o meno, e questa forse potrebbe essere una notizia, parlando in gergo giornalistico. E quindi ancora non siamo riusciti a comprendere se si tratta di un evento generalizzato anche per quanto concerne la stessa città, perché noi abbiamo i dati per ora del quadrante sud-orientale, che è il quadrante quello un pochino più, come dire, sfortunato, perché un evento alluvionale può correre per gli assi cittadini, ma si deve presupporre che le mura allora verso ovest non riuscissero più a bloccare, insomma, flussi d'acqua qualora provenissero dall'esterno. E quella era un'area particolarmente sfortunata perché si trovava a ridosso dello sbarramento finale, quindi delle mura a mare. Quindi tutto ciò che colava giù per la città si fermava alle spalle delle mura marine. E quindi i due quadranti della città romana che si trovano alle spalle delle mura marine soffrono questa problematica. Io non ho dati per adesso sugli altri quadranti che sono invece più a monte, quindi per ora non li ho. Per quanto concerne invece altri esempi di situazioni simili extra Isaurum, allora ricordo che c'è una chiesa a Rimini e una a Ravenna, però non mi ricordo, che hanno avuto lo stesso problema di, come dire, di trovarsi seminterrate, però mi sembra che la cronologia sia un po' più bassa, quindi alto medioevo, non questo periodo tardo antico. Adesso vado a memoria. San Francesco. San Francesco, esatto, grazie Enrico. Esatto. Però la cronologia è un po' più bassa, no? Ok. E quindi Pesaro presenta questa situazione nel quarto. Dobbiamo cercare di capire,
serve aiuto per capire se l'evento può essere generalizzato, perché appunto siamo certi che sia la fine del quarto l'esordio del quinto, quindi è una cronologia un po' alta per il peggiorativo climatico. Sì, potrebbe essere messo in relazione anche a altre situazioni. Io questo l'ho fatto utilizzando le fonti, ad esempio per periodi di carestia, perché Sì. eventi di quelle dimensioni, attualizziamolo in quello che è successo. Certo. No, devi venire qua, scusa. C'è molta attualità nel caso. Può essere attualizzato, Sì. prendendo ad esempio quello che è successo lo scorso anno, un anno fa in Emilia Romagna, no? Certo. L'estensione territoriale. Questo oggi può determinare un ritardo nella ripresa nel breve termine, ma all'epoca poteva determinare una carestia. Quindi nelle fonti questo invece è riportato, c'è un lavoro dove è mappato rispetto alle fonti la distribuzione degli eventi fino all'anno 1000, proprio di queste situazioni che si possono mettere in relazione agli eventi climatici, perché ci sono delle conseguenze, diciamo, effetti collaterali cosiddetti dell'evento climatico, quindi che si evidenzia nelle stratigrafie quando c'è questa situazione fortunata, perché il muro ha fatto da prima, da diga. Però nel contesto più ampio si riflette sulle popolazioni, sulla distribuzione totale, quindi chiaramente salta un raccolto per una stagione, almeno per una stagione, che significa determinare economicamente una condizione difficile che può essere riportata nei cronici, sono nelle fonti, anche per questo. Grazie. C'è la staffa. Sai che dopo è interessante. Mi accomodo a questo punto. A proposito di fenomeni del genere. No, devi venire qua. No, devi sederti perché vedere da casa. È la tua possanza. A proposito di fenomeni del genere, voglio segnalare la famosa piena della Becca, di cui le tracce molto evidenti sono state trovate nel centro storico di Ascoli, però stiamo parlando di 589 anni successivi, e io con gli studi poi sulle fonti, specie sugli scavi del Gabriele, ho esteso da un episodio che era stato indagato dal gruppo di lavoro di Enrico Giorgi la conoscenza su questo fenomeno. 1 metro, stiamo parlando di 1 metro di accumuli di limi nel centro storico della città, un po' all'intero centro della storia antica. Ora è evidente che 1 metro di limi nel cuore di una città romana provoca il collasso del sistema di canalizzazione delle acque. Sì. E un fenomeno assolutamente confrontabile l'abbiamo scavato a Pescara, nella parte nord, a nord del Pescara, nella zona del Rapigna, dove abbiamo anche lì 3 grossi fenomeni alluvionali, grosso modo, di quell'epoca, che provocano l'abbandono sostanzialmente di tutta l'edilizia che era a nord del fiume e sostanzialmente era esterna alle grandi mura bizantine 540-550, che come a Trento devono aver fatto da vera e propria protezione nei confronti di questa grande piena. E sono situazioni che poi, vabbè, i colleghi sicuramente le conosceranno, sono state ampiamente indagate a Modena nelle indagini. Dice chiaramente di questo periodo abbiamo 4 grandi piene, e poi i colleghi che hanno studiato quello splendido scavo segnalano non vi sono stati più episodi del genere fino all'età moderna. Quindi si tratta, ad esempio ad Ascoli, questo episodio deve essersi collegato a una grande frana dal Colle dell'Annunziata, ma di proporzioni immani, a cui si collega ad esempio anche l'abbandono delle domus nell'area del Palazzo di Giustizia. Quindi veramente per arricchire un po'. Sì, questi sono esempi che vanno tenuti in considerazione. Siamo nel periodo della Rotta dell'Adige, no? Se non sbaglio, del 590, quindi è un secolo dopo. Sì, però è un trend che continua. Posso aggiungere una piccola nota personale, piccolissima, vado via. Io non mi emoziono quasi mai. Oggi devo dire che sono emozionato perché parlare di una basilica paleocristiana di fronte a una delle mie maestre, che è Silvia Lusuardi, perché siamo al dottorato di Milano, siamo stati... mette un po' di...
Allora, se anche Aurora Cagnana mi aiuta, mi aiuta nel senso che ha le idee più recenti, più chiare. Aggiungo giusto sul versante tirrenico, così chiedo anche che c'è il problema di Luni. Allora, Luni abbiamo sempre pensato e detto che diciamo, la causa della rovina, diciamo, la causa diciamo, del crollo del portico, del triportico, insomma, c'è stato questo evento alla fine del IV secolo, cioè nel terzo quarto del quarto, che ha determinato un primo degrado della città, eccetera. Recentemente, ma non ho approfondito, dov'è? L'Antonella ha messo in dubbio, no, cioè ha messo in dubbio dicendo, ma insomma non so se è tanto un terremoto, a me sembrava che determinati strati di crollo del portico, del grande tempio, eccetera, ha pensato piuttosto a fenomeni alluvionali. Allora mi sono ricordata, beh, adesso sentendo la storia, anche la cattedrale di Luni è, diciamo, vicina alla porta marina, cioè da quella parte lì, anche se più lontana in teoria dalla cinta muraria romana. E comunque mi sono ricordata che a livello stratigrafico, uno degli strati che ho meglio memorizzato all'interno della trincea spaventosa che nell'Ottocento ha fatto il podestà svuotando mezza navata centrale della chiesa, però in parete è rimasta una sezione stratigrafica con uno strato grigio, limoso, di ristagno d'acque, no? Non abbiamo fatto, cioè per ora è in sezione, non so che cosa ci si può fare, però dal punto di vista stratigrafico in quella porzione conservata, limitata, 2 metri circa di lunghezza, è una testimonianza che vuol dire qualcosa. Adesso le sollecitazioni che sono venute, e anche lì c'è il livello paleocristiano, insomma, c'è la crescita di livelli, per cui bisognerà riragionarci. Non so che tipo di analisi si possa fare, cioè cosa si può capire da questo strato, e chiedo se per caso un evento tipo terremoto, siamo in zona in cui da Parma a Luni l'Appennino fa brutti scherzi, ne ho vissuto anch'io in diretta in un magazzino con le casse che tremavano. Gli scavi ultimi tuoi verso sud, cioè verso le mura, ti hanno dato qualche risultato in questo senso, qualche elemento in più? Allora, le cose da dire sarebbero tante e il tempo è poco. Abbiamo trovato anche noi piccoli livelli di alluvione, ma la situazione cambia molto all'esterno delle mura. Cioè è ancora un fatto che le mura proteggono e forse un fatto che la città è sorta su una piattaforma poco più alta rispetto all'esterno. Ci sono questi due fattori, quindi nella città ha tenuto di più. All'esterno invece c'è una sedimentazione molto più forte. Adesso noi, oltre agli scavi che io ho fatto, che comunque siamo dentro all'interno della città, questo quartiere produttivo, abbiamo fatto 9 carotaggi da 10 metri e li stiamo studiando, soprattutto li stanno studiando archeobotanico, Arroba, la Caterina Ottomano, geoarcheologa. Stiamo rivedendo un po' i risultati della Delano Smith del gruppo degli inglesi che aveva pubblicato nell'86. Forse riusciremo a capire quando si è interrato il porto di Luni. Probabilmente adesso iniziamo a vedere che nell'Alto Medioevo ci sono dei grandi livelli di torba, quindi di palude, nell'VIII secolo, e sono una manna anche da studiare per gli archeologi. Sì. Poi per il resto magari ne chiacchieriamo in un altro momento.
Che poi dobbiamo passare. Sì, sì, passiamo all'altra sezione. C'avevo pure una cosa da dire, ma me la risparmio perché il tempo. Sì. No, volevo solo dire, prendendo il destro dall'osservazione molto puntuale che faceva Maria Luisa Ceccarelli, volevo dire che effettivamente il tema della, diciamo, ibridazione dell'utenza delle aree funerarie all'interno dei monasteri naturalmente dipende dalla funzionalità del monastero in primis e dalla interazione che il monastero ha con la società circostante. Quindi credo che sia stato importante chiarirlo ancora meglio questo, perché ovviamente è vero che i monasteri ospitano aree funerarie miste, però queste aree funerarie indicano qualcosa sulla articolazione che questi complessi hanno nel corso del tempo, quindi era bene appunto precisarlo perché poteva essere apparso vagamente equivoco la mia puntualizzazione, la mia iniziale puntualizzazione in questo senso. Non credo che ci siano altre domande, ma insomma mi pare che la discussione sia stata piuttosto vivace, piuttosto anche ampia su tutti quanti i vari argomenti che sono stati toccati dai diversi interventi di cui abbiamo chiesto l'approfondimento. Quindi direi che possiamo concludere qui e passare la mano alla sessione successiva. Grazie.